Ce l'abbiamo! Forse sì, forse no, in realtà sono usciti alcuni leak, come dicono quelli bravi, alcune anticipazioni un po' rubate le abbiamo trovate su internet della nuova maglia del Napoli. Vi diciamo, non sappiamo ancora se si tratta davvero della versione definitiva, semplicemente assieme a voi, come abbiamo commentato, alcuni rendering realizzati da brillanti artisti, qualcuno dalla nostra stessa redazione, abbiamo trovato queste foto e ve le mostriamo qui in diretta, volendo sentire anche quelle che sono chiaramente le vostre opinioni. Lasciatecele sul canale YouTube di Calcio Napoli 24 oppure seguiteci attraverso il 79 del digitale terrestre. Torna Calcio Napoli 24 Live. Buongiorno a tutti da Vincenzo Credendino. Parleremo della nuova maglia degli azzurri, ma non solo, grazie al nostro regista Emanuele Bernardo che coordina appunto la scaletta, la trasmissione, e ovviamente diamo il buongiorno ad Alessandro Marrazzo. Ciao Ale, come stai? Ciao Vincenzo, tutto bene? Buongiorno a te. Ti garba? Molto carina. Io la vado a cercare proprio in questo momento. Sai che ti dico? Che proprio la vado a cercare in questo momento. Perfetto, io intanto intrattengo il pubblico. Mi piace come ragioni. Era quello il messaggio, l'ho percepito. No, è molto carina, ma con quello scudetto, con quel tricolore cucito sul petto, l'avrei amata a prescindere. Ovviamente sono delle indiscrezioni, vanno confermate, non è nulla al momento di ufficiale, ma stanno girando sui social, quindi per dovere di informazione ovviamente vi proponiamo queste che sono delle anticipazioni. Un azzurro molto più chiaro mi sembra rispetto a quello dell'anno scorso, azzurro questo è proprio azzurro Napoli, e poi ci sono la seconda e la terza maglia che invece sembra bianco, e poi la terza maglia invece... Andiamo con ordine, esaminiamo questa qui. Vai. Allora, vediamo che come l'anno scorso qui in petto e diciamo anche sulla pancia, insomma frontalmente, c'è questa trama interna, vado a zoomare ancora così magari si vede, queste N, no? Chi ha avuto l'occasione di vedere una maglia del Napoli da vicino, chi l'ha comprata, eccetera, eccetera, ha avuto l'occasione di vedere che è tramata con queste N, ripresente. Stavolta però c'è una sorta di monocolore, tutto sommato. Mentre l'anno scorso c'erano diverse tonalità, si partiva addirittura da un blu scuro, passando all'azzurro per quel che riguarda il braccio, qui siamo sul monocolore. Ci sono queste strisce che partono dal collo e arrivano fino alle ascelle bianche, che ricordano tremendamente la maglia del ritorno in Serie A. Non sappiamo se possa essere quasi un richiamo voluto a dire come all'epoca siamo rinati dalla Serie B, oggi siamo rinati vincitori, campioni d'Italia. All'epoca, ecco, ci fu comunque la sensazione che stava cominciando una nuova epoca con il ritorno del Napoli nel massimo campionato. Chissà chiaramente che non sia stato un vero e proprio omaggio, perché il riferimento è chiarissimo, no? Sarà che quella maglia fu storica, però mi sembra molto importante. No, c'è anche un bellissimo riferimento tricolore sul colletto, sulle estremità delle maniche. C'è un bel po' di tricolore, insomma, un po' ovunque, vedi, anche sulle maniche qui. Ovviamente lo scudetto vinto. Mi auguro che anche l'anno prossimo, insomma, bisogna che, insomma, ci sia la necessità, ecco, diciamo così, di trovare un escamotage per infilare dell'altro tricolore, oltre ovviamente a quello cucito sul petto. C'è il nuovo main sponsor, sappiamo il Napoli lo ha cambiato da Lete, sono stati a MSC. Chiariamo sempre che non si tratta di annuncio ufficiale. L'ho detto appena. No, hai fatto benissimo. Io lo sto ricontinuando a dire perché non è un attimo che poi vabbè, Calcio Napoli 24 ha detto che quella è la nuova maglia. No. Stiamo commentando assieme a voi quelli che sono alcuni leak trovati su Twitter. Sembra una, come dire, realizzazione molto fedele, però per esempio se dovessi dirti al 100% questa è la nuova maglia del Napoli, non ce l'ho. In primis perché non abbiamo avuto conferma da fonti dirette, quindi non lo possiamo fare. In secondis perché sulla maglia c'è scritto eBay e a noi non risulta che Amazon abbia
oppure che il Napoli abbia mandato a quel paese Amazon. C'era un'indiscrezione però. In ogni caso non è Noi arrivato da l'annuncio ufficiale, giornalisti vi noi diciamo- per dovere di cronaca vi dobbiamo dire che non possiamo anticiparvi, non possiamo confermarvi che questa è la nuova maglia. La presentazione arriverà lunedì prossimo alle ore 14, tra l'altro proprio qui su Calcio Napoli 24 TV. Per il momento sono uscite queste foto su internet, noi ne parliamo assieme a voi, però vi dobbiamo dire che non siamo ancora certi che sia questa la nuova maglia del Guarda, Napoli. Solo questo. ti dico qualcosa in più che mi fa propendere a pensare che queste siano effettivamente le maglie della prossima stagione. Ovviamente, vi ripeto, sono pensieri nostri, poi attraverso queste anticipazioni, come vogliamo chiamarle, che sono uscite sui social e che ovviamente per dovere di cronaca dovevamo condividere. Il fatto che mi fa pensare che possano essere quelle, ma ovviamente potrei sbagliarmi, è il fatto che proprio io avevo saputo, comunque girava la voce che Amazon potesse essere sostituito da eBay. Vedere eBay si intravede sulla manica sinistra, sulla vostra destra, visto che insomma la vedete dal monitor, mi fa pensare che potesse essere un'indiscrezione giusta quello che ho avuto e che alla fine potesse essere effettivamente così. Insomma, vedremo, però insomma, se questa dovesse essere, per me è pienamente promossa. Ecco. Mi piace questo azzurro più chiaro, garba. sì. A me, devo dire la verità, sarebbe piaciuta del tutto se non ci fosse stato questo richiamo alla maglia del 2007. Se questo bordino bianco non fosse stato presente, avrei detto solamente applausi, perché l'azzurro è ancora quello Napoli, è il tricolore. Semplice, solo applausi. Così meno, però poi guardiamo alla prima, o meglio alla seconda e alla terza maglia. Qui siamo su fatti importanti. Qui siamo su roba importante, perché si perde il tricolore nel colletto e nei bordi della manica. Però guarda cosa si acquista qui in termini di richiamo con la città. Dobbiamo pure aggiungere che il nuovo sponsor si presta molto meglio. Beh sì, ma perché ci fu anche quella, ti ricordi quell'annosa questione dello sponsor trasparente, o comunque che si potesse adattare alle maglie, perché c'era quel rosso, insomma, che a qualcuno dava fastidio. Ovviamente, come dicevi tu, il nuovo sponsor si presta benissimo. Sto guardando questa bianca, è veramente fantastica, se dovesse essere così, con l'immagine della città in sottofondo. E questo blu scuro che a me piace tantissimo sul bianco. Insomma, stavo facendo anche un po' gli stilisti in questo momento, però sinceramente, ovviamente sono gusti personali, a me la bianca piace tantissimo. La bianca, la seconda. La terza ha dei motivi, diciamo dei ricami, soprattutto sulle spalle, che onestamente non sono riuscito a capire. Tu, Alessandro, magari hai una memoria storica più importante della mia, puoi aiutarmi. Sempre secondo delle indiscrezioni dovrebbero essere delle cose, degli indizi tribali che erano già presenti nelle maglie precedenti. Ora non ricordo se precisamente quella dell'anno scorso, comunque sono degli indizi, hanno parlato di stilizzazioni tribali. Ora non ho ovviamente la percezione precisa della cosa, perché ovviamente erano un po' notizie filtrate, però dovrebbero essere qualcosa che ha a che fare con qualcosa di tribale. Magari un tatuatore ci potrebbe dare un'informazione in più, mentre do una notizia in più, vedremo se poi sarà confermata, mentre le due maglie dei portieri dovrebbero essere una arancione e una bianca. Ora, sull'arancione ho quasi sicura, c'è più probabilità, sulla bianca vedremo. Io onestamente, anche se confermassimo per quel che riguarda la terza maglia che sia effettivamente un disegno tribale, volutamente tribale,
avrei qualche dubbio. Perché il disegno tribale dovrebbe campeggiare sulla maglia del Napoli? Onestamente non riesco a spiegarmelo. Ad ogni modo dovrebbe essere questa, probabilmente, non lo sappiamo. Ve lo ripetiamo, non c'è annuncio ufficiale, semplicemente un leak apparso su un profilo Twitter che a questo punto andiamo anche a citare, si chiama Dottore 1926, 1926 chiaramente non è un caso, ed è colui il quale ha diffuso queste maglie che sembrano effettivamente rispondere a dei criteri, no? Ci danno l'impressione di poter essere effettivamente delle maglie definitive, però non possiamo dirvi assolutamente con certezza che saranno effettivamente loro. A me per esempio il fatto che ci sia eBay e non Amazon fa pensare o a un comunque ribaltone, tu mi dici che se n'era già parlato, oppure ad un fatto che magari possa essere una mossa di marketing, proprio che lo stesso eBay abbia fatto girare foto del genere, non lo so. Comunque l'importante è che voi ricordiate che non vi stiamo dando alcun annuncio ufficiale. Vi stiamo semplicemente mostrando e stiamo commentando assieme a voi quelli che sono i rendering che appaiono su internet. Lo sponsor coreano, a proposito di maglie, dovrebbe restare, perché il coreano Upbeat, che abbiamo ritrovato nelle maglie da gara, l'anno scorso, lo dovremo ritrovare anche l'anno prossimo, nonostante mi sembra che sulla bianca se si zooma si vede che c'è Upbeat si riesce addirittura a vedere sul retro. Ho avuto l'informazione, qualcuno te l'ha segnalato, qualcuno me l'ha segnalato, ma mi sembra che si debba vedere. Magari andiamo proprio a controllare tra poco. Grazie alla prestazione del Napoli, Upbeat ha avuto anche una preziosa opportunità per farsi conoscere dagli appassionati di calcio di tutto il mondo. Abbiamo in programma di fare insieme come partner ufficiale del Napoli della stagione 23-24, così come previsto. A proposito di coreani, caro Alessandro, questa mattina il nostro Bruno Galvan ci ha svelato un nome che interessa al Napoli. Si tratta di Jeong Woo-young. Kim gli ha mostrato alcuni video del Maradona. Sono andato a vedere qualcosina dell'attaccante del Friburgo. Gioca da esterno, ma più o meno può ricoprire tutti i ruoli dell'attacco. Tra i profili che sono finiti nel database azzurro, leggiamo, c'è quello di Jeong Woo-young, classe 99, in forza ai tedeschi del Friburgo. Jolly offensivo, dotato di grande velocità nell'attaccare lo spazio, nonché di buone qualità tecniche nell'uno contro uno. Ha ancora 2 anni di contratto, ma non gli dispiacerebbe vivere un'esperienza in un altro campionato. Kim gli ha fatto vedere gli ormai famosi cori, quel Kim ripetuto ossessivamente ed entusiasticamente dallo stadio Diego Armando Maradona. Registriamo, conclude Bruno Galvan, dunque questo interessamento vedremo se più avanti si trasformerà in una vera e propria trattativa. Che ne pensi, Ale? No, mi auguro che non gli abbia fatto presente anche l'inserimento di una clausola a questo punto. Mi viene da fare questa battuta. Però sì, ovviamente è un'indiscrezione del nostro Bruno Galvan, vedremo, insomma, sappiamo che il presidente è interessato anche non solo a quello che è il valore tecnico, tattico di qualche calciatore, ma anche della sua provenienza e del mercato, degli scenari di mercato che può aprire nel suo paese di provenienza. Lo ha detto lo stesso presidente in più di un'occasione, magari un coreano per un coreano, rimaniamo insomma a tirare il marketing anche, continuiamo a tirare il marketing anche in Corea del Sud. Ma fammi capire, Ale, davvero il mercato del Napoli si muove guardando ai mercati, al marketing, alla pubblicità? Sarebbe pericolosissimo, nel senso che potrebbe essere qualcosa in più, ma sicuramente non dovrebbe essere, secondo me, l'elemento principale per andare a prendere un calciatore. Il calciatore deve essere preso perché è forte e funzionale a quello che è gli schemi, il volere dell'allenatore. Poi se ovviamente questo va a coincidere con
con nuove aperture di mercato in paesi che si possono affacciare al calcio, e quindi nuovi tifosi per il Napoli, nuovi acquirenti magari per le maglie, ecco, tornando al discorso di prima, tanto meglio. Ma non credo possa essere un fattore determinante per la scelta di un calciatore. Mi auguro e spero che il presidente, insomma, non ne faccia un elemento determinante. Sarebbe chiaramente un gran rischio, anche se va detto che ad oggi l'intero movimento giapponese, per farti un esempio, ha sicuramente fatto dei passi da gigante rispetto a pochissimi anni fa. Oggi la nazionale nipponica è una nazionale che conquista il mondiale con frequenza, anzi sempre, a partire dal 98 ad oggi, cosa che non è riuscita all'Italia. No, anche perché è riuscito a passare il girone di qualificazione con Germania e Spagna, quindi battendo anche la Germania, mi sembra pareggiando con la Spagna, insomma ovviamente è un paese in crescita sotto quel punto di vista, nonostante il Giappone non sia grandissimo, non è la Cina che ha un grande bacino. Che ha un grande bacino. Bene così, bene ovviamente che si tengano particolarmente in considerazione questi paesi, soprattutto perché adesso nelle condizioni economiche in cui è il campionato italiano è difficile andare a prendere calciatori negli altri paesi europei, perché costerebbero tantissimo rispetto a quelle che sono le possibilità economiche del campionato italiano. Non parlo del Napoli, che sicuramente, o non esclusivamente del Napoli, che comunque ha una politica economica molto severa e molto attenta. Di conseguenza bisogna andare a scovare talenti in questi paesi per cercare, insomma, di portarli in Italia, in particolare al Napoli, a determinati prezzi di cartellino e soprattutto a determinati ingaggi. Poi valorizzarli, vedi Kvaratskhelia, vedi lo stesso Kim, ovviamente non è stato preso in Corea, ma comunque è un coreano. Perché possono dare grandi sorprese, e poi questo magari di conseguenza può aprire anche uno scenario di merchandising molto importante, che abbiamo visto anche con Lozano in Messico, abbiamo visto con lo stesso Kvaratskhelia in Georgia e lo stesso Kim in Corea. Questi sono paesi che hanno anche la possibilità di farsi notare tramite i propri beniamini, soprattutto la Georgia, che era un paese semi sconosciuto, sapevamo che esisteva sostanzialmente, ma adesso lo conosciamo anche grazie, ecco, magari a uno speciale che abbiamo fatto anche noi, andando in Georgia a conoscere non solo le origini di Kvaratskhelia, ma anche le origini di questo paese. Andiamo in collegamento dove abbiamo l'opportunità, il piacere di dare il buongiorno a Maurizio Pistocchi. Ciao Maurizio, come stai? Ciao. Maurizio, sappiamo che sei in vacanza, quindi non ti rubiamo neanche troppo tempo, giustamente. Dopo una fatica simile il riposo è meritato, però ecco appunto vorremmo parlare del tuo ultimo lavoro letterario, concluso assieme a Paolo Ziliani. Il titolo è eloquente, Juventopoli, e c'è il sottotitolo Scudetti falsati e altre storie poco edificanti. La prima domanda è: quando ti è venuto in mente, quando hai deciso di scrivere questo libro? Questo è un po' memoria. Scandali finiscono sui giorni, sui giorni, una settimana, poi tutto finisce, vuol dire incavallato. Abbiamo pensato da molto tempo che abbiamo pensato coinvolgere Paolo Ziliani e con Maurizio, aspetta un attimo, devo interromperti perché non sentiamo il tuo audio a tratti praticamente. Non so se adesso è qualcosa che ostruisce il microfono oppure se è il nostro collegamento. Chiedo supporto al nostro Emanuele Bernardo, come sempre ottimo in cabina di regia. Maurizio, riproviamo. Stavo dicendo che siccome questo è un paese dove ci si dimentica prestissimo di tutto quello che succede, mi sembrava che uno scandalo di questo tipo, che ha occupato le pagine dei giornali per quasi un anno e che poi è finito con una
patteggiamento e con una penalizzazione ridicola in proporzione a quelli che erano i capi d'accusa, meritasse di essere messo nero su bianco, non solo per costituire una memoria di quello che è stato questo anno calcistico, ma anche per consentire ai tanti tifosi juventini che non hanno capito tantissimo di tutta questa vicenda di poter approfondire e magari di essere in totale disaccordo, però sui fatti. Questo è un libro, è un docu-libro, nel senso che è un libro dove ci sono tantissimi dati di fatto acclarati e quindi non è un libro sul quale prevalgano le opinioni sui fatti, no, è un libro sul quale i fatti prevalgono sulle opinioni. Tra le altre cose, che la questione sia particolarmente delicata, lo potete leggere oggi anche sulla Gazzetta dello Sport, dove è stato intervistato il padre del fair play finanziario, Andrea Traverso, che sull'argomento Juventus dice testualmente: l'inchiesta è in corso, in caso di sanzioni è probabile che il settlement sia rivisto o interrotto, cioè il settlement agreement che firmato da Juventus in un recente passato potrebbe essere rivisto oppure addirittura interrotto, e evidenza di una nuova regola sulle plusvalenze, che negli scambi tra giocatori saranno realizzate soltanto se c'è differenza in denaro. Traverso dice testualmente: le plusvalenze non hanno niente di sbagliato se sono vere e non artificiali, solo per gonfiare i bilanci. Scritture contabili che non generano soldi e spostano il problema nel tempo, richiedono ammortamenti più alti che richiedono plusvalenza, e via così la palla di neve che diventa valanga. Insomma, in parole povere, andiamo verso una regolamentazione di questa vicenda, probabilmente anche grazie o a causa di questo scandalo che ha riguardato la Juventus e che ovviamente, vista l'importanza della squadra e del campionato in cui milita, ha interessato tutto il calcio mondiale, compresi i vertici, come ben vediamo. Maurizio, una domanda un po' particolare. Volevo chiederti che tipo di lavoro c'è stato dietro a questo libro, cioè quanto è stato difficile magari anche accedere a certi documenti, semmai ti sei trovato tu o Ziliani anche, magari dico un'assurdità, anche ostacolato a ricevere pressioni, a ricevere, insomma, ad arrivare a certe notizie, oppure no, magari sto esagerando, ecco, però immaginavo, No, visto... Ah, ok. no, Ok. devo dire la verità, no, non abbiamo avuto problemi di nessun tipo, almeno finora. Ah, vedremo in futuro, insomma. Io da qualche parte avevo letto addirittura che, come dire, dei tifosi bianconeri avessero minacciato di boicottare delle presentazioni, No, insomma, ma attività di protesta del genere. no, ma quella è la normalità. Se pensi che contro di me, quando lavoravo a Mediaset, hanno fatto addirittura una petizione su change.org, quella è la normalità. Ah, ok. Minacce di boicottamento delle presentazioni. Addirittura in questi giorni la cosa più divertente in assoluto è che ci sono un sacco di recensioni su Amazon, dove siamo in testa per quanto riguarda i libri che riguardano lo sport a quasi tutte le classifiche, best seller, più desiderati, più venduto, insomma, quindi ci sono addirittura delle recensioni di gente che non ha acquistato il libro, perché la recensione su Amazon si distingue tra quelli che sono utenti verificati, quindi hanno comprato il libro, e quelli che non sono verificati, quindi il libro non l'hanno comprato. Ma ci sono delle recensioni negative che sono state fatte addirittura il giorno prima che il libro uscisse, quindi veramente Per degli partito scienziati preso. nucleari. Vabbè, comunque è Com'è divertente possibile anche. che si sia... Questa domanda secondo me è più difficile, perché com'è possibile che si sia creato questo sentimento nei tifosi della Juventus di rabbia non verso il fatto che qualcuno abbia portato disonore al proprio club?
Cioè la rabbia del tifoso bianconero non si va a dirigere contro i vari Agnelli, Nedved, eccetera, eccetera, che hanno fatto quello che hanno fatto, determinando quindi quelle che sono state delle conseguenze dal punto di vista di penalizzazione, ma contro la giustizia. Posso dire che secondo me non tutti, purtroppo quelli che dici tu sono quelli che fanno rumore e vanno a recensire negativamente magari un libro. Secondo me è la maggioranza. Secondo te, Maurizio? Sarà anche la maggioranza, Ok. ma ci tengo. C'è qualcuno che invece penso se l'è che presa con le qualcuno persone anziché con chi ha si portato sarà avanti le fatto inchieste. qualche domanda sicuramente. L'importante è porsi Ma delle domande. Io credo sia questo anche bravo, lo scopo del libro di Maurizio. Poi non ce lo dirà lui. esattamente, bravo. Non bisogna fare di d'erba un fascio. E ci sono anche tantissimi tifosi juventini che sono stati critici nei confronti della dirigenza, che sono tuttora critici nei confronti della gestione della Juventus. È chiaro che in queste situazioni poi hanno la prevalenza quelli che sono di più, sono in maggioranza e che hanno un certo tipo di atteggiamento, però sai, certe cose succedono sempre perché c'è in molti casi una regia alle spalle di queste cose. Cioè, non sono convinto che ci siano delle persone che si svegliano la mattina e dicono "Oh, adesso faccio una recensione". Ci sono dei siti, delle community che pilotano un certo tipo di comportamenti, quasi sempre alle spalle hanno qualcuno, quindi io mi ci sono trovato in mezzo, ma non solo io, un po' di anni fa, se voi ricordate, Caressa alla Milano che dopo le telecronache a Bergamo i dirigenti della Juventus avevano chiesto perché in passato io ricordo che mi raccontava Sivori andare via dalla domenica sportiva perché no, la Juve non gli mandava i giocatori, insomma ci sono sempre dei comportamenti alle spalle che sono poco etici. D'altronde siamo un paese dove la libertà di stampa è, mi sembra, oltre il 50° posto. Sì, sì, E sì, non è sicuramente che oltre al siamo, 50°. esatto, quindi mi Forse sembra anche che non è che 60. siamo in un paese dove c'è molta libertà per chi cerca di fare l'informazione. Poi ci sono anche altri argomenti che sono sempre difficili da trattare, cioè gli interventi editoriali, i giornali devono vendere, quindi sollevano la pancia della categoria più numerosa, devono fare ascolto, le pay devono fare abbonamenti, così spiegano tante cose, tante cose che succedono. Ultime due domande per quanto mi riguarda. La prima, se si lambisce, non lo so, anche il Napoli in questo libro, se in qualche modo in maniera collaterale o laterale si parla anche del Napoli, e l'altra è se le vicende narrate sono innanzitutto quelle di quest'anno oppure riguardano anche altri anni, e quindi di nuovo ti chiedo del Napoli, Maurizio, perché io la stagione 17-18 ancora non l'ho dimenticata. Guarda, c'è anche una parte che riguarda il passato, però ho cercato di non affrontare le dinamiche relative al campo, perché poi per ricostruire tutto bisognerebbe conoscere molti fatti che in realtà non si conoscono. Abbiamo parlato evidentemente di altri episodi, per esempio del Totto Scommessi dell'80, abbiamo parlato del caso Suarez, abbiamo parlato della vicenda dell'abuso di farmaci, insomma, abbiamo parlato di tante cose, ma è molto difficile andare sul piano del tecnico di un campionato piuttosto che quell'altro. Certo, il campionato 2017-18 rimarrà per sempre nella memoria di tutti per come è finito, per come si è concluso e soprattutto per come fu gestito il VAR da gennaio fino a giugno. È un ricordo molto chiaro nella mente di tutti gli osservatori, anche di quelli che fanno finta di niente, ma nel nostro ambiente c'è molta omertà e quindi già per il fatto di aver fatto un libro di questo tipo vedo che ci sono già parecchi, diciamo, colleghi tra virgolette che si divertono a dare
il loro giudizio naturalmente disinteressato, e quindi è molto divertente. Maurizio, ci tengo davvero a ringraziarti, a ricordare chiaramente che Juventopoli è già uscito, è nelle librerie, io non vedo l'ora di leggerlo e soprattutto non vediamo l'ora di risentirti. A presto Maurizio. Ciao Maurizio, grazie. Ciao a tutti, buona giornata. Ciao. Grazie. Grazie. Maurizio Pistocchi, autore assieme a Ziliani del libro Juventopoli. Leggo i messaggi, caro Alessandro Marrazzo, e mi ricordo anche della rassegna che abbiamo visto questa mattina, perché ieri ne parlavamo, sembra un caso, io dicevo ma com'è possibile che il Napoli non stia pensando a Milinkovic-Savic? Giorno dopo, oggi stavano seguendo i giornalisti, oggi stava seguendo il Napoli interessato a Milinkovic-Savic, due azzurri potrebbero agevolare la trattativa. Ovviamente parliamo di due azzurri già accostati ai biancocelesti, quali Matteo Politano e Piotr Zielinski. Il prezzo è quello lì, 40 milioni. Immagino la tua idea tutto sommato però non sia cambiata, perché se il Napoli o mette 40 milioni o mette Politano e Zielinski, in qualche modo può convincere lo Tito, secondo te difficilmente può convincere Sergej Milinkovic-Savic? Penso di sì, altrimenti rimaneva alla Lazio. Se deve rimanere con l'attuale stipendio, perché cambiare? Sta bene alla Lazio, è un idolo dei tifosi della Lazio. Perché come potenza di stipendio, potenza economica, possiamo dire che il Napoli è maggiore a quella della Lazio? È probabilmente maggiore a tantissimi club italiani che offrono fior di milioni ai calciatori che comprano. Però c'è una politica economica chiara, c'è una politica economica che ha portato anche i suoi frutti e che quindi difficilmente il Napoli credo pensa di dover cambiare. Poi per carità, quanto percepisce Milinkovic-Savic alla Lazio? Siamo meno dei 3, però vado a controllare. Voglio dire, se Milinkovic-Savic si dovesse accontentare dei 3 milioni e mezzo, vogliamo fare 4? No, siamo a 3. Siamo a 3 di 500.000 euro in più, sinceramente vale tanto la pena lasciare la Lazio e venire al Napoli? Non che la Lazio sia meglio del Napoli eccetera, però comunque vive lì da un sacco di tempo, sta benissimo, è il vice capitano. Se devo fare il salto faccio un salto economico importante, ripeto economico, non tecnico. Comunque la Lazio gioca la Champions come il Napoli, la Lazio è arrivata seconda e voglio dire, stai là, alla fine l'anno prossimo può succedere qualsiasi cosa, non è detto che il Napoli vada a distruggere il campionato come l'ha distrutto, può buttarsi nella mischia e provare a andare a impossessarsi di un eventuale scudetto senza padrone, come magari non quello di quest'anno ma dell'anno prima, dove l'ha spuntata al fotofinish il Milan. Perché no? Cioè, perché non vedo gli elementi di dire ok, faccio un passo in avanti così importante da dover lasciare la Lazio. Io penso che Milinkovic-Savic, se dovesse lasciare la Lazio, va in un club che gli può assicurare almeno il doppio dell'attuale ingaggio. Ma questi sono ragionamenti miei, poi che ne so, Milinkovic-Savic è stato a Napoli un'estate e non vede l'ora di venirci. Però stai facendo un bel ragionamento, perché ci stai dicendo, figuratevi se il Napoli, nonostante Milinkovic-Savic sia fortissimo, forse il miglior centrocampista attualmente presente in Serie A, figuratevi se il Napoli va a offrire uno stipendio, che ne so, da 5 milioni a Milinkovic-Savic. Stai dicendo che è impossibile? Non sto dicendo che è impossibile. O meglio, stai dicendo che è improbabile. È improbabile, sono stipendi, ragazzi, che il Napoli ha provveduto a dare prima del Covid. Dopo il Covid ha detto chiaramente De Laurentiis, ha posto un tetto stipendi, poi ovviamente si faranno delle eccezioni per chi sarà indispensabile, ovviamente fondamentale si dimostrerà fondamentale per il Napoli. Ti vai a prendere Milinkovic e lo piazzi a 5. Non lo so, e poi gli altri, perché Kvaratskhelia non ne merita 5? E poi soprattutto, ripeto, perché cambiare una politica economica che ha portato allo scudetto? Cioè, alla fine ha portato al risultato,
io non andrei a toccare nulla. È come se tu c'hai una macchina che ti funziona benissimo in Formula 1, vinci tutte le gare, la gara dopo cambi l'alettone, perché non lo faresti mai quando una cosa ti va bene. I cambiamenti si fanno quando le cose vanno male. E il Napoli ha fatto un cambiamento abbassando il monte ingaggi, perché ricordiamo, Mertens, Insigne e Koulibaly guadagnavano tutti più di 4. Koulibaly 7, che adesso siamo lì a vedere se De Laurentiis li dà o meno a Osimhen. Insigne ne prendeva quasi 6, 5,5, 6. Mertens mi pare 4,5, 5. Ragazzi, il Napoli sicuramente potrebbe pensare di alzare il tetto ingaggi e pian piano crescere anche sotto quel punto di vista, ma mi stupirei insomma se arrivasse a darne 5 a Milinkovic, e mi stupirei pure se Milinkovic accettasse 1,5 milioni in più, visto i milioni che stanno circolando per lasciare la Lazio. Tutto qua. Una trattativa che farebbe chiaramente felici molti tifosi, ne sono assolutamente, io sarei contentissimo, assolutamente felici, probabilmente anche gli stessi giornalisti che tifano Napoli. Al tempo stesso però fa bene Alessandro Marazzo a dire magari il Napoli ha anche le possibilità per convincere Lotito, tante possibilità. La potenza di fuoco non manca sotto questo punto di vista. Certo è, se il calciatore sono mesi, se non addirittura anni probabilmente, che è in trattative con la Juventus, che si è mezzo promesso alla Juventus, che ha potrebbe essere... che ha messo in chiaro che non rinnoverà con la Lazio, credo che probabilmente lui si aspetta. Però io penso che a questo punto Milinkovic-Savic che vuole fare? Vuole restare un altro anno a Roma, se ne va l'anno prossimo alla Juventus nel frattempo magari avrà conquistato anche la Champions di nuovo, perché quest'anno se va a Torino Milinkovic non gioca la Champions. Infatti a 0, ma infatti per quello se ne va a 0 e può strappare qualcosina anche come bonus alla firma, come tu mi insegni. Sì. Sarebbe la situazione più congeniale, sia forse per Milinkovic, sempre se non dovessero arrivare in quest'estate le offerte, qualche offerta che lo soddisfa. Allora, a quel punto, tipo dici estero o anche in Italia? Io dico estero, però estero perché lì ci sono i soldi che magari però all'estero è come se lo apprezzassero di meno. C'ho questa sensazione qua, come se all'estero un Arsenal, ecco, mo ci vuole, io Arsenal io signor Arsenal prendo 40 milioni e vado da Lotito, non prendo 120 e vado a prendere Rice. Sono d'accordo con te, ecco perché secondo me le offerte non sono arrivate. No, non ne capisco sinceramente il motivo, probabilmente non ha l'appeal fuori che Milinkovic-Savic ha qui in Italia, non ti so dire. Ma un centrocampista con quelle caratteristiche non lo trovi facilmente. Io mi tengo Zielo, che tra l'altro vuole tagliarsi lo stipendio, scrive Faber GT. Sì, pure ci sta, voglio dire. Lui prova a fare proprio i conti a questo punto, prova a mettersi nei panni di Aurelio De Laurentiis, o almeno di chi deve andare a fare la squadra. Zelinski, perché sa che si decurterà lo stipendio, quindi... No, però lui dice a questo punto, tra un Milinkovic-Savic che magari per convincerlo gli deve offrire 6 milioni di stipendio all'anno e uno Zelinski che se lo taglia pure, metto sul piatto questi elementi, so che Zelinski quando è in giornata diventa De Bruyne, quindi mi tengo il polacco. Ma ci sa come ragionamento, anche perché per convincere Lotito a darti Milinkovic-Savic si parla di Zelinski più Politano, non solo di Zelinski. È evidente che valga la metà al momento, sia come ingaggio che come cartellino. Ci chiedono di Hjulmand. Ma Hjulmand è un ottimo calciatore, è sempre stato seguito dal Napoli, lo sappiamo, ci ha informato anche il nostro Bruno Galvan in tempi non sospetti. Ha un gran carattere, una grande grinta, è stato il trascinatore della salvezza del Lecce, è un bel centrocampista, sicuramente è più forte in fase di interdizione che di organizzazione di gioco. Però ripeto, se noi vogliamo trovare un sostituto di Lobotka all'altezza di Lobotka, scordiamocelo. O andiamo su Maxi Lopez, che ha più o meno le caratteristiche di Lobotka, però non è Lobotka, o andiamo su Hjulmand che ha altre caratteristiche, magari senso di posizione,
è uno che intercetta parecchi palloni, è forte in fase di interdizione, che però non è Lobotka in fase di impostazione. Cioè sono calciatori che fanno quel ruolo ma non hanno la completezza di Lobotka. Ma Hjulmand ci sta benissimo come regista basso, come mediano davanti alla difesa. Ma è sempre sembrato più difensivo che offensivo. Sì, quello sì, è quello il fatto. Se tu metti insieme Maxime Lopez e Hjulmand fai un Lobotka. È così la questione. Il problema è che tu non vai mai a trovare uno che è completo sotto tutti i punti di vista come Lobotka, o almeno che riesce a compensare. Ma chi è sto De Bruyne? No, meglio, chi è sto Milinkovic-Savic? Non è De Bruyne, vogliono dire che alla fine ci stiamo esaltando per un calciatore che tutto sommato... A me piace tantissimo, cioè un calciatore che ha visione di gioco, che ha tecnica, che ha posizione in campo e soprattutto ha un colpo di testa, un fisico fenomenale. Quando la Lazio è in difficoltà chiede praticamente quello che Spalletti chiedeva a Osimhen, cioè il lancio lungo su Milinkovic-Savic. È forte di testa, è forte negli inserimenti, è forte negli assist, è forte fisicamente e anche sulle palle inattive, sia a riceverle di testa sia a calciarle da fuori area. Ragazzi miei, che vogliamo di più? È un giocatore completo secondo me da Premier League, ecco. Su questo non possiamo che essere d'accordo, ragazzi. Ho capito essere campanilistici, ho capito fare il tifo per i calciatori che già oggi indossano la maglia del Napoli. Onestamente io penso che Milinkovic-Savic farebbe fare un gran salto di qualità in premessa, perché poi nulla vieta che io possa sbagliare. Pensa, no, viene a Napoli e non prende una palla e vabbè. Io credevo che Manolas facesse la coppia migliore del mondo. Me ne vanto tantissimo, ho sempre pensato che fosse stato un acquisto per far contento la piazza, ma una cretinata assurda dal punto di vista tecnico-tattico, se c'hai Koulibaly ovviamente. E poi era uno che si infortunava sempre, quello lo sa, un difensore che esce per crampi 2 partite su 3 al 60, al 70esimo. Io forte nel recupero, forte fisicamente, forte di destra, facevo qualche gol, ma sinceramente ho sempre pensato che fosse un sopravvalutato. No, per me era uno di quei calciatori che potevano addirittura sostituire un partente Koulibaly. Quando sentì di Manolas, ma probabile sì. Quando sentì di Manolas dissi ok, adesso parte Koulibaly, per farti capire la stima che avevo del calciatore. Ma se va via Albiol e prendi Manolas t'ammazzi. Infatti c'è stata poi una grande delusione da parte mia nel vedere quello che è stato il suo rendimento qui a Napoli, tra l'altro distratto, deconcentrato, veramente non mi piaceva il Manolas della Roma, quello a Napoli è stato ancora peggio. Ha perso anche quel tanto di buono che aveva, che comunque era un giocatore di tutto rispetto, ma non l'ho mai visto veramente concentrato e motivato qui a Napoli. Poi il resto è venuto di conseguenza. A proposito dei difensori centrali, cosa possiamo dire riguardo al sostituto di Kim? Perché stanno arrivando tantissimi messaggi, ci chiedono di Kilman, ci chiedono di Lenormand, vorrebbero sapere i tifosi partenopei. Lenormand, clausola 50 milioni, o la paghi o non se ne va. No, Lenormand 50, 40 lo chiedono per Kilman. Di male di bene in meglio. Kilman non ha la clausola, però chiedono 40 milioni. Il Napoli le considera entrambe eccessive e soprattutto poco trattabili, perché rispetto a quella che sarebbe l'offerta del Napoli e quelle che sono le pretese c'è una forbice talmente ampia che è difficile pure intavolare una trattativa per ottenere insomma, per venirsi incontro a una cifra. Si tratta di dover da una parte rinunciare a milioni e milioni, da una parte metterne altri per raggiungere una cifra lontanamente avvicinabile a quella che pretendono questi club. Di conseguenza penso che siano due. Poi se il Napoli, ripeto, non è da escludere, facciamo anche questo ragionamento, che se il Napoli ha bisogno il prima possibile di un centrale difensivo e comunque non era nei programmi prendere i soldi della clausola di Kim e spenderli per un altro calciatore, non è escluso che messo alle strette per dare prima del ritiro a Garcia un difensore centrale possa fare uno sforzo economico e andare a spendere, pagare una clausola di 50 milioni, di 40 milioni. Il problema è
a questi calciatori che vengono dalla Premier, uno dalla Premier, un altro dalla Liga, gli dai un cost, paghi una determinata cifra per il cartellino, quanto gli dai di ingaggio? Siamo sempre là, e lì secondo me si intoppa definitivamente il ragionamento. Andiamo in collegamento dove dalla regia mi dicono che è già pronto il giornalista francese da Lens, quindi immaginerai di chi andiamo a parlare, Joel Domenichetti. Hello Joel, how are you? Buongiorno a tutti, scusi non parlo italiano, mi dispiace. Meglio italiano? No, ha detto non parlo italiano, mi dispiace, ho interpretato così. Ah, ok, No, ok, parla. so let's speak in English, Joel, ok? Ok. Okay, thank you first of all for staying today with us. Can I ask you please to put the orientation of the phone horizontal, so we can see you better. Perfect. This is way better, so we can see you properly. Look, Joel, again, it's a pleasure to stay with you today. It's a pleasure to ask you something about Danso of Lens. We have a lot to ask because for what we know is one of the first choices of Napoli for the next season. What can you say to us about him? I can say many things to you. First, I don't want to say to you it's possible he can leave Lens for two reasons. First, there is only two players that can go away from Lens this year and this summer. It's Fofana, we will go to Saudi Arabia, probably to Al Nasser. And second, there is a German club with Leipzig who is trying to buy Openda, the striker. And they are close to an agreement. So if two regular titular will leave Lens, I don't think they will let leave Danso. And at the moment, they try to make 1 more year contract to Danso. There is negotiation, and Danso is close to sign 1 more year. So it's not the sign to see he will leave. Let me translate what you said. It's very interesting. Ci spiega che quest'anno, se devono partire, sono 2 i calciatori destinati a farlo. Il primo è Openda, il secondo è Seko Fofana, con grande probabilità. Seko Fofana andrà in Arabia Saudita, con grande probabilità all'Al Nassr. Se il Lens lascia partire quelli che sono i primi 2 calciatori della rosa per valore, i più importanti, evidentemente proverà almeno a trattenere Kevin Danso. Come? Ci sta provando attraverso l'offerta di un rinnovo contrattuale. Ad oggi il suo contratto scade nel 2026, quindi non lontano, però pur di convincerlo e di restare al sicuro vuole proporre un ulteriore rinnovo al difensore austriaco. Possiamo sapere di che cifre si accontenterebbe per il rinnovo, per vedere anche se magari un'offerta del Napoli potrebbe spingerlo magari a non rinnovare e a spingere la società a una cessione. Joel, Alessandro would like to ask you something about the salary of Danso, which is the new salary that Lens maybe can offer to the Austrian player. Alors, of course, Napoli and Lens is named the same level. He can have many more money in Napoli, of course. But contract could be extended in Lens and he could earn 100,000 euros each month in Lens. I know that's not very much for Napoli, but it is Lens. Sure. Praticamente facendo un conto ha detto 100.000 euro a... you said for week or per month? Each month. Each month. For month. In France, So- we speak about month. So 100,000 per month. Yes.
Ok, fai un po' il conto. 100.000 al mese diventano 1,2 milioni. 100.000, corretto. Ci spiega Joel che è chiaro che il Napoli abbia una potenza economica più importante. Il Lens spera di andare a convincerlo offrendogli uno stipendio da 1,2 milioni al mese. È evidente per chiunque da 1,2 milioni all'anno. Vabbè, in Arabia Saudita da 1,2 milioni all'anno è evidente per chiunque conosca un po' quelli che sono i parametri del Napoli, che sono dei parametri che il Napoli chiaramente può andare a superare. What about the player? Joel, I would like to ask you if the player thinks that the moment has arrived to go in another country to try a new experience, or maybe he fits so much in Lens that want to stay. What about the decisions of the player? Alors, this is a player open-minded. He doesn't hide that he is ready to have a new experiment in other countries. And after the championship, he speaks with me and he tells me that maybe it was time to find a new club and Lens could have transfer fee. But this week there is a new press conference and the CIO said that there is only a few players that can go away. And what I know is that inside these few players there is Fofana, another one, and maybe Openda, because Leipzig will pay 50 million euros. 15. That's the situation. 50. Okay. 50. Okay. Very interesting. And that's the situation at the moment. So I think for Danso, it will not be this summer, but maybe in 2024. Ci ha spiegato che Danso è un calciatore dalla mentalità molto aperta, che non ha problemi a parlare della sua carriera e del calciomercato. Tant'è vero, retroscena importantissimo, che ha dichiarato a fine stagione allo stesso Joel che forse era arrivato il momento di provare un'altra avventura. Parole e musica di Kevin Danso, riferite a Joel Domenichetti. Lui dice: mi ha detto questo e quindi ve lo vado a riportare. Poi ci aggiungo anche il mio lavoro e vi vado a ripetere che il CEO del Lens negli ultimi giorni ha parlato in pubblico, ha detto che possono partire 2 calciatori. Uno è sicuramente quello che abbiamo detto essere uno dei più importanti, Seko Fofana, destinato ad andare in Arabia Saudita, e l'altro è probabilmente Openda, con un'offerta, pensa un po', da circa 50 milioni da parte dell'Ipsia. Quindi vero, Danso destinato a partire, ci sta pensando, però in questo momento Joel va a mettere questa cosa più che altro per la stagione successiva, quindi la stagione 24-25. Visto che Joel segue molto bene anche il Lille, io gli chiederei del discorso legato a Osimhen e Jonathan David. Look, Joel, we know that you work in Lens, but you work with Lille very good. So we would like to ask you something about the future of Victor Osimhen. We know that PSG is very interested in Victor Osimhen, and we can add that Napoli is thinking about Jonathan David in case Osimhen goes to Paris. Okay, Jonathan David is a super player, but is not Victor Osimhen. He's not a number 9. He's someone who can play behind the number 9. Okay. And to be a duo, perfecto duo. If Jonathan David is coming to Napoli, and if Victor Osimhen is staying in Napoli, it will be extraordinary. A very duo, very strong. Because Jonathan David is able to play with every forward, every kind of player, number 9, striker,
go deeper and can be complementary with Victor Osimhen. It will be a duo extraordinary. So if Napoli has a good idea, they buy Jonathan David and they will be very stronger in the next champions. Ci spiega che Jonathan David ce lo racconta come calciatore, dice calciatore straordinario, però guardate che non è un numero 9. Cioè, se voi pensate che il Napoli debba sostituire Osimhen con Jonathan David, forse è il caso di pensarci un attimino su. Sarebbe la coppia perfetta? Sì. Dice il Napoli dovrebbe prendere Jonathan David al latere, a parte da quella che è il futuro di Victor Osimhen, se l'immagina molto bene giocare in coppia, proprio per quello che è stato il valore espresso, i valori espressi da Jonathan David quest'anno. Classica seconda punta. Al centravanti. Ha detto è una seconda punta, non è il centravanti. Quindi dice che se proprio il Napoli dovesse vendere Osimhen, forse è il caso di guardare ad altri tipi di sostituti. Oppure cambiare modo. Effettivamente, oppure cambiare modulo, vedremo cosa ci dirà Garcia. Penso che l'ultima domanda sia proprio sul tecnico francese. Last question, Joel, what do you think of the new coach of Napoli, Rudy Garcia? I think you know him very well. Yes, I know him very well, and you know him very well because of Roma. Yes. But what can I say? I can say to you that usually the first season of Rudy Garcia are very strong, very offensive, very interesting to follow, very interesting for the crowd, very interesting for the player. Everybody is taking pleasure. Everybody is playing offensively. Everybody score goals. And the first season is always a success. That's what I can promise to you, because I know him very well, I know his way of working, and if you have interrogation, something you don't know, I think you can be confident for the first season. Dice, quel che posso dirvi, chiaramente lo conosco bene, come lo conoscete anche voi in Italia, visto che ha fatto bene alla Roma. Quello che ho notato è che il primo anno saranno rose e fiori, nel senso che saranno tutti felici, saranno tutti contenti, i tifosi, i calciatori, lo stesso staff, il suo gioco offensivo farà da traino per quello che è un entusiasmo generale. Quindi, restando su quello che è il primo impatto, il primo anno di Rudy Garcia ci ha rassicurato, tra virgolette, rispetto alla buona riuscita del lavoro del tecnico francese. So, Joel, thank you so much for staying today with us. Are you coming to Grazie Napoli mille, ciao a tutti. ciao Joel. Grazie mille. Un abbraccio e grazie a Joel Domenichetti. Ti leggo qualche messaggio intanto, poi andiamo anche con quelle che sono le altre notizie. Vedo meglio Openda piuttosto che David, anche se il secondo è fortissimo con entrambi i piedi. Su FIFA ha 5 di piede debole, quindi guarda che in genere non si sbaglia il buon FIFA. Non è vero che ogni cosa, andiamo un po' più in basso, Lobo deve essere più coraggioso nei passaggi. Per me Lobo, se non è perfetto, poco ci manca per quello che è il anche suo per ruolo. quanto riguarda me. Pure per te. Se aveva, che so, 10 cm in più sarebbe stato da pallone d'oro, probabilmente. Quest'anno è stato tra i migliori in Serie A con Barella e Savic, assolutamente. Ragazzi, Lobotka se giocasse nell'Inter o nel Milan lo paragonerebbero a Busquets, probabilmente sì. Ma gioca nel Napoli, io ti dico che siamo a quei livelli. No, lui dice che essendo che i principali quotidiani non vengono stampati a Napoli, ma vengono stampati altrove, è evidente che magari potrebbe esserci un focus anche più alto. Seguite noi, bravissimo noi. Alessandro, mi mettete piace. Un like alla diretta, sottoscrivetevi al canale per poter interagire con noi. Cioè, hai avuto una botta di gioventù tutto un tratto. Tutto ad un tratto hai avuto questa botta di gioventù. Fantastica. Se si anticipa l'arrivo di Noviola, perché ho bisogno, ho i crampi.
Dino, per favore. No, forse però potrebbe esserci Riccardo. Infatti, Forse potrebbe esserci Riccardo. Dino, Potrebbe esserci il nostro Riccardo Catapano. Intanto vado a ringraziare anche Bruno Galvan per quello che è l'ufficio stampa di Calcio Napoli 24 Live. Altre notizie che dobbiamo chiaramente andare a riferire è quello legato al futuro di Simone Pafundi, giocatore dell'Udinese molto giovane che piace al Napoli, piace anche chiaramente a tante altre squadre. Mi sembra di capire dall'espressione di Alessandro Marrazzo che piace anche allo stesso Alessandro. E grazie a... sì, piace addirittura tantissimo. però, qualora il Napoli davvero volesse accaparrarsi il talentino dell'Udinese, quale dovrebbe essere poi l'iter da seguire? Perché puoi mai prendere Pafundi e farlo restare in squadra? No, devi prendere Pafundi, investire in maniera importante, però fare come fa il Real Madrid, lasciarlo in prestito come fa con Hendrik per esempio, che pure che paga 60-70 milioni uno sopra l'altro, poi lo lascia in prestito. Una roba che se ci pensi è follia da parte del Napoli. Sai quante ne ha fatte il Real Madrid e poi sono andate male? Hakimi, adesso quanto ha pagato per riprendere Brahim Diaz, lo stesso Theo Hernandez, erano tutti giocatori in prestito dal Real Madrid. E poi il Real Madrid li ha valutati anche male e li ha ceduti a cifre più basse. Theo Hernandez è stato pagato poco più di 20 milioni, il Napoli c'era con 18, però De Laurentiis lo considerò troppo costoso. Lo stesso Brahim Diaz, un prestito addirittura biennale, se non triennale, non ricordo. Hakimi praticamente regalato. E adesso pensate, il Real Madrid aveva Hakimi a destra, Theo Hernandez a sinistra, per dirti. E allora c'è da fare, magari non è quella la strada giusta, poi magari per Real Madrid su Bruscolini e vabbè, non fa niente, cioè, andiamo avanti, offro 100 milioni per Bellingham, 200 milioni per Mbappé e quindi alla fine possono anche permettersi quelli che per noi sono errori gravi che non ci farebbero dormire la notte se lo facesse il Napoli. Loro fanno spallucce e vanno avanti, quindi non è quello il problema, però non è qualcosa che il Napoli può fare per Pafundi. Credo che se il Napoli dovesse prenderlo al massimo lo fa giocare in primavera, ma sostanzialmente quello che ha fatto è accorpandolo ogni tanto in prima squadra. Ma se devi prendere Pafundi lo prendi considerandolo alla stregua dei titolari in Serie A, altrimenti fa come l'Udinese, che praticamente nell'Udinese nemmeno giocava mai, Sottil lo faceva entrare gli ultimi 5-10 minuti e addirittura mi arriva il Mancini che se lo porta in nazionale e dice Pafundi altri 10. Cioè si è creato probabilmente un ossimoro, un qualcosa di assurdo che dovrebbe essere un attimo messo in ordine. Pafundi deve fare la sua carriera, può essere preso da un grande club, ovviamente a determinate cifre, e mandato in prestito a giocare con la sicurezza che giochi in squadre di un determinato livello, una neopromossa, una squadra di metà classifica, ma come Zanoli, se non credi in Zanoli, però parliamo di due età diverse, Zanoli a ottobre fa 23 anni e siamo ancora a pensare se è giovane che deve farsi le ossa. A 23 anni c'è gente che ha vinto le Champions League, anche da protagonista. Allora anche lì ci dobbiamo porre un attimo degli interrogativi. Pafundi però parliamo di un giovanissimo effettivamente, se diciamo che può essere acquistato e mandato a farsi le ossa in qualche società di medio-bassa classifica neopromossa di Serie A, semplicemente mettendo magari sul contratto determinati bonus che legati alle presenze, diciamo strappando alla squadra che lo prenderà in prestito che possa giocare con una determinata frequenza, altrimenti non avrebbe completamente senso. Però è un'età molto delicata e Pafundi ha bisogno di giocare, perché se no, se ce lo teniamo lo sbattiamo in panchina per 90 minuti, si gioca gli ultimi 5 minuti e Mancini non viene più a portarselo in nazionale, perché dice la mia provocazione non è servita essenzialmente a niente, perché quella è una provocazione di Mancini.
Non ha giocato nemmeno il mondiale under 20, pure entrava ogni tanto, ha fatto quel gol entrando e facendo sfracelli su punizioni. Bisognerebbe un po' più puntare sui giovani. Certo è, però poi bisogna avere anche un certo tipo di mentalità, saper aspettare, eccetera, 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 perché poi è come se quando vai a puntare sui giovani devi inevitabilmente scontrarti anche con il problema culturale. Cioè quando uno è giovane non deve più dimostrare solo se è bravo o no. Se la squadra è forte, il problema è che i giovani, questo anche all'estero, se la squadra è forte o c'hai Guardiola in panchina che ti prende il giovane Foden, lo butta in campo e chi si è visto, è lì merito di... Però sai, magari c'è anche una squadra talmente forte che in determinate partite lo puoi fare anche partire titolare il giovane, ma già in altre squadre come il Real Madrid il giovane difficilmente riesce ad inserirsi, altrimenti non avremmo avuto ancora Kroos e Modric titolari fissi a centrocampo. Vedi, adesso c'è Valverde, però insomma un ricambio magari ci sarebbe stato prima, anche perché poi ti ritrovi una rosa vecchia che devi da un anno all'altro devi completamente stravolgere, e purtroppo difficilmente a certi livelli, a certe squadre. Però ecco perché servono secondo me le seconde squadre, le squadre satelliti. Ovviamente solo la Juve l'ha fatto. Ovviamente solo la Juve, mi sembra anche il Sassuolo la voleva fare, è un progetto che hanno rimandato. Però insomma qualche soluzione si deve trovare. Pafundi ha bisogno di giocare in Serie A, non in Serie B, in Serie A, e di farlo con regolarità. Ovviamente è difficile che possa farlo nell'Inter, nel Milan e nel Napoli, ci sta poco da fare. Dice Salvatore, io mi auguro che non prendiamo uno svincolato per sostituire Kim, ma io onestamente non credo che il Napoli per sostituire il difensore migliore del campionato di Serie A 2022-2023, campione d'Italia, voglia prendere uno svincolato, con tutto quello che è il rispetto dovuto a chi magari semplicemente ha deciso di non accettare una determinata offerta. Però se mi guardo intorno, quali sono gli svincolati che potrebbero fare al caso del Napoli? Ne vedo davvero pochi. State ancora commentando la maglia e ovviamente non potremo che essere più felici. Vi posso dire che più passano i minuti e più ci arrivano conferme che questi modelli potrebbero effettivamente essere molto simili, se non identici, a quelle che saranno le maglie presentate lunedì prossimo. L'unico dubbio che resta, ma anche quello va fugandosi, è il discorso legato ad eBay, perché da un lato sapevamo che il contratto con Amazon era in scadenza, dall'altro però ci avevano detto che si stava lavorando anche per una prosecuzione. Ora, se vediamo che sulla maglia c'è scritta eBay, forse abbiamo anche avuto un indizio per quel che riguarda la mancata prosecuzione del rapporto stesso tra Amazon e eBay per quel che riguarda la sponsorizzazione. Tutto sommato però sono anche concorrenti, se ci pensi. Entrambi vendono roba online, quindi è anche possibile che ci sia una sorta... Una stuccia fatta bene, esatto, a colpi di rilancio con De Laurentiis che giustamente ghigna. E 2 e 3. State sereni, appena parte Kim arriva il difensore. Appena parte Kim arriva il difensore. Chissà, c'è da aspettarselo ovviamente, però al tempo stesso se io dovessi chiedere in questo momento ad Alessandro Marrazzo qual è il nome, Alessandro Marrazzo non ce lo sa dire, non ce lo può dire, e fidatevi, pure io mi limito a questo. Vi posso dire che magari andrei ad escludere quelli che sono i vari Lenormand oppure altri difensori che costano tanto, però... Io no, nel senso, ripeto, faccio il discorso di... No, è semplicemente una mia idea. Se il Napoli è con l'acqua alla gola può fare secondo me la follia di spendere 40 milioni per un centrale. Ovviamente poi bisogna vedere sull'ingaggio, altrimenti Danso. Vai da Danso perché puoi permetterti sicuramente un ingaggio importante rispetto a quello che percepisce adesso il ragazzo, e speri che forzi anche lui la mano per andare via.
Purtroppo da un lato c'è un problema ingaggio, dall'altro c'è un problema cartellino, non ci può fare niente. Ma secondo me il Napoli non si aspettava di trovare tutte queste difficoltà. Ho la sensazione che un po' spiazzato il Napoli si sia trovato. Pure secondo me, anche perché in questa stagione abbiamo avuto vari esempi di un Napoli spiazzato. Se me lo chiedessi io ti direi è stato spiazzato da Spalletti. De Laurentiis si aspettava di poter continuare con il tecnico toscano, non che tenesse il punto fino addirittura all'addio, nonostante fosse stata attivata l'opzione. Con Giuntoli forse già sapeva. All'epoca è stato spiazzato. Con Koulibaly. Con Kim per esempio lo sapeva, però ecco. Ero spiazzato, allora sai, ok, te la concedo la clausola, almeno quest'anno lo teniamo il difensore, poi si vede l'anno prossimo. Esatto. Casomai, esatto. Perché poi chi arriva a pagare questa clausola? Sono arrivati tutti. Ok, sono arrivati, vabbè, ora c'è 50 milioni, 25 le investo per il difensore, tutti che sparano 40-50 milioni. Imprevisti su imprevisti, magari si ritarda la cosa. Allora tanto mi fa pensare che il Napoli ci metta un'altra toppa andando contro quelli che sono i suoi programmi. Ragazzi, vi mostriamo di nuovo le foto delle maglie, visto che ce le state chiedendo. C'è qualcuno che dice: per me questa maglia avrà altre gradazioni. No, più passa il tempo e più vi possiamo dire che ci arrivano conferme. Potrebbe essere effettivamente questa la nuova maglia del Napoli nella stagione 2023-2024, anche pare con eBay sulle maglie. Io mi ripeto, avessimo tolto queste strisce che collegano ascella e colletto bianche, sarebbe stata perfetta, sarebbe stato davvero un omaggio alla... A me piace anche così. Sì, per me è troppo simile alla 2007, come se... A me non dispiace. Fosse no, è vero, copia proprio no, dai. Molto simile però, sì, è un tratto che abbiamo visto solo all'epoca. Non è che dici è un tratto comune che ormai abitui l'occhio. Se c'è questo tratto è un qualcosa che vedendo solo all'epoca. Lui giustamente, attenzione. Pure noi pensavamo che fossero degli omaggi, no? Una sorta di richiamo, una sorta di citazione a quello che fu un anno di rinascita. Pure questo con lo scudetto. Sono delle citazioni. Secondo Riccardo Catapano. Non vedi l'ora di poterlo dire. Secondo lo dico a te, dico la marionetta. Okay. C'è un suggerimento da parte del nostro Riccardo Catapano che ha intercettato il nostro Alessandro Marazza. E ti pareva che Alessandro Marazza andava a cogliere un suggerimento? Ripetimelo. Eccola qui, fortuna che c'è il nostro Emanuele Bernardo che ci aiuta e ci mostra come effettivamente però dai, il richiamo è simile. Ma sono omaggi l'abbiamo capito. Poi, sono degli omaggi perché la prima Coppa Italia si è fatto una sorta di, lo vogliamo definire recap? Quando vincemmo la Coppa Italia, dice Riccardo Catapano, c'era questo colletto tricolore. Ok. È stato, se non sbaglio, il primo trofeo di De Laurentiis? Il primo trofeo probabilmente dell'era De Laurentiis, quindi è stata una maglia che è andata a ripercorrere un po' i successi recenti del Napoli. Esatto, un po' quella che è stata l'era De Laurentiis, quindi dal ritorno in Serie A passando per i bordi. Messa così è un po' più carina come situazione, continuo a dire. Troppo simile, però questa mia assolutamente personale opinione. Chiedo anche intanto al nostro regista di dirci se siamo pronti con il prossimo collegamento. Bravi ragazzi, sono d'accordo con voi, ma essere spiazzati è cosa estremamente negativa, perché abbiamo fatto l'ultimo mese di campionato in ciabatte, c'era tutto il tempo per programmare. Ha ragione Matteo? Il Napoli è colpevole nel farsi trovare spiazzato? Ha ragione, però contrattare quando gli altri sanno che hai soldi, hai un potere e che soprattutto i calciatori verrebbero volentieri, è normale che le altre squadre che hanno i cartellini dei calciatori che interessano al Napoli ne approfittino particolarmente, quindi è un po' strano, ma fare il mercato da quarta forza del campionato con una certa politica economica è una cosa, fare
il mercato, avendo dei veri e propri gioielli contesi da chiunque, dovendone sostituire qualcuno, è un po' diverso, un po' più complicato. Ovviamente il Napoli non è abituato nemmeno a farlo da vertice, ecco, con gli occhi puntati. Andiamo in collegamento, andiamo a salutare uno dei colleghi più bullizzati da Umberto Chiariello che io conosca. Buongiorno Marco Giordano. Ciao Marco, come stai? Il più bullizzato probabilmente sì, probabilmente da quel simpatico omone di Umberto Chiariello. Come va? Bene, ogni volta che può ti bullizza, devo dire la verità. Ma anche quando non c'entri proprio. Esatto, dal nulla così. È un bastardone. Possiamo evincere però che ti vuole bene. Chiariello è un bastardo. Diamo un nome. Ci dissociamo subito, ovviamente. Non ti dissociare perché lo pensi anche nemmeno 10-20 secondi e subito ci costringe a dissociarci. Marco, non immagino ma lo pensi anche tu, a fine videotelefonata. Senti, ma tu che sei un noto appassionato di moda e di stile, che ne pensi della nuova maglia del Napoli? Ce l'ha addosso, guarda. Che state praticando l'onanismo. Perché questo? Perché non è stata ancora presentata, cioè noi non sappiamo se è quella. L'abbiamo detto. Non sappiamo se è quella, quindi per ora trattasi di onanismo. Trattasi di leak, si chiamano leak, Marco, non è una brutta parola. No, per ora è onanismo mentale, cioè non è altro. Vediamola, tanto verrà presentata lunedì, dove immagino Calcio Napoli 24 avrà 127-128 inviati e la presenza anche del CEO founder, un uomo meraviglioso al quale rivolgiamo le nostre genuflessioni in maniera continuativa. Certo. E quindi va da sé che per ora aspettiamo, perché allora te la pongo diversamente. Le immagini che sono uscite in base a quelle che sono le tue fonti, in base a quelle che sono le tue fonti, diciamo splendide e sempre attente, si avvicinano a quello che potrebbe essere il disegno. Allora, non lo sai. Il giorno in cui compulserò una fonte per sapere come è fatta la nuova maglietta del Napoli, sparatemi nelle ginocchia. Perché veramente... nelle ginocchia, scusa? Perché è più doloroso. Che ti vuoi salvare? No, voglio soffrire, capito? Cioè significa che voglio soffrire. Vuole solo soffrire. Vogliono soffrire anche i nostri spettatori, Marco, perché ci stanno chiedendo di mostrarci il tatuaggio. Vogliono soffrire, sì, dai, fallo. Eccolo qua, più vicino alla telecamera, vai, avvicinati ancora, Marco. Uomini forti, destini forti. Devo girare il braccio meglio, esatto, meglio. Uomini forti, destini forti, senza fare pubblicità all'orologio che indossa Marco. È Rolex, si vede, scusa. No, non è un Rolex, lo tolgo però. Vabbè, ma poteva anche esserlo, vista la disponibilità economica di Marco. Sì, cosa ragazzi, ti ha detto? Cosa ti ha detto Spalletti quando... No, una leggenda. Zio Luciano una leggenda. Perché io c'ero quando gliel'hai detto che l'avresti fatto e non possiamo ripetere in televisione, visto che siamo anche sul digitale, quella che è stata la sua risposta. All'epoca non la possiamo dire. Però quando poi hai mostrato effettivamente parte la il storia, risultato non lo so. Parte il racconto. Non so se sui social potete anche mostrare la foto mia con Luciano che ci facciamo. Sì, col sorrisino. Foto dell'amico Ciro Troisi. Allora, parte la storia. C'era una volta a Pompei Ciro Troisi, Antonio Giordano e Marco Giordano che chiacchierano con Luciano Spalletti. E io mi alzo la manica della camicia e lui mi guarda. Antonio Giordano gli fa: ma che hai fatto? Ciro Troisi gli dice: mister, guarda che lui l'ha fatto davvero. Lui mi guarda e dice: ma veramente hai fatto la scritta? Ho detto: mister, ti ricordi? L'hai fatto davvero? Ma te sei matto? Vieni qua, facciamoci una foto. Bellissimo, un momento straordinario. Immagino a proposito di onanismo, però non sì, voglio... lì però è giustificato. Esatto. Lì però è giustificato. Marco, visto che hai detto che non... Ecco, lì non è mentale.
Visto che hai detto che non sono le tue fonti per la maglia, delle frasi ripetibili a Luciano Spalletti da questo punto di vista. ti sei chiamato una domanda da parte del nostro Salvatore Onina, il quale vorrebbe sapere di più sul sostituto di Kim. Ha detto le fonti per il sostituto di Kim, almeno le possiamo andare a sondare, Allora, visto che per la maglia non si vuole. Questo invece ha molto senso. Perché su Kim, diciamo, ci sono diverse cose da dire. Killman del Wolverhampton è considerato il favorito da parte del Napoli. La trattativa però non è semplice. Quindi in apice c'è Killman del Wolverhampton. Poi i nomi, gli altri, sì, Scalvini sicuramente è stato sondato, Lenormand è un nome concreto. Io credo che ce ne siano altri 2-3 di profili e poi ce ne sono 72-73 di quelli proposti, tra cui figura anche Roger Ibañez e tanti altri. Però in questo momento il Napoli credo che stia seguendo con una certa passione la pista Killman. Nel momento in cui ci sarà la possibilità di capire si fa o non si fa Killman, allora poi si prosegue per comprendere al meglio quello che deve succedere. Però la priorità in questo momento è Killman, questo ragazzo del Wolverhampton che piace particolarmente all'area tecnica, viene considerato per struttura il giocatore ideale da mettere a disposizione di Rudy Garcia, probabilmente anche per un modo di fare calcio un po' diverso rispetto a quello di Luciano Spalletti. Quindi Killman in questo momento qui è considerato, diciamo, il giocatore preferito per provare a fare questo tipo di sostituzione a Koulibaly, a Kim, che sostituì poi Koulibaly. Quindi in questo momento qui c'è questa volontà di prendere Killman. Poi è chiaro che di nomi ce ne sono tanti, è chiaro che di possibilità ce ne sono tante, sembra essere un po' scemata l'idea che possa portare a Danso. È vero che il Napoli sta provando a portare dentro anche dei giocatori più giovani, una volontà precisa, diciamo, di tenere sempre basso il monte ingaggi e allo stesso tempo anche quello che deve essere evidentemente l'età della rosa. E poi tutto ruoterà ovviamente rispetto a quello che succederà a Parigi, perché nel momento in cui Mbappé diventa il sogno realizzato di Florentino Perez, dicendo che ci frega, no, ci frega, perché il Napoli potrebbe trovarsi di fronte a un'offerta irrinunciabile per Osimhen e quindi da lì cambiano le prospettive, perché poi tu non investi quei soldi solo sull'attaccante. Io credo che il mercato del Napoli sia anche un po' in questo momento bloccato da questo aspetto qui, perché se tu non sai se ti resta la spina dorsale e chi hai da mettere lì davanti, allora poi sì, inizi ad affondare dei colpi, ma forse senza la necessaria convinzione. Metti che vendi Osimhen, ti vai a prendere un centravanti importante, può essere Højlund, ti vai a prendere Milinkovic-Savic e ti vai a prendere un centrale. Cioè tu sostituisci Osimhen come la Juventus fece con Zidane illo tempore, Buffon, Thuram, Nedved, eccetera eccetera. Cioè non fai solo quello, fai tutto. Però tutto dipende da quello che sta nascendo a Parigi, perché da lì poi si muove il domino, anche perché il Real dovrà vendere qualcosa, dovrà vendere il Real, anche che sta comprando tanto, qualcosa dovrà vendere. Parigi dovrà fare non solo Osimhen ma anche altre cose, quindi c'è tanto. Senti Marco, ma a proposito di Osimhen, possiamo dire qualcosa sul rinnovo? Questo lo devi dire tu, sei tu l'esperto di questioni legate ad Osimhen. Insomma, mica io mi fermo al quia, cioè io quando voglio sapere se Osimhen rinnova faccio così. Chiedi a lui. Faccio così, ecco, mo ti squilla il telefono. Ho paura, esatto, ho paura che adesso arrivi un messaggio sul mio telefonino. Però è allora, scenico, 338 610 e poi via.
a parte scherzi, no, sei sicuramente molto informato anche sulle vicende di Casa Napoli, su quelle che possono essere le prospettive riguardo al futuro di Victor Osimhen. Se diciamo, Marco, che comunque la volontà è comune, no, di provare a trovare un accordo, almeno questo lo possiamo dire. Sì, questo è chiaro. Ma Ci Osimhen stanno provando. Ma Osimhen ha mai detto voglio andare via da Napoli? No. Quindi nel momento in cui un giocatore della schiettezza di Osimhen dice mi sono trovato benissimo, non vedo l'ora che inizi la prossima stagione, ma voi ce lo fate bugiardo? Quello è un ragazzo di una purezza straordinaria. È normale che abbia il desiderio, che ne so, tra un anno, 2, 3 di andare a provare la grande esperienza. È normale, è scontato, è banale. Però ad oggi se ne vuole andare? No. Il Paris gli dice quest'anno 20 milioni a stagione e 150 per il Napoli, me ne vado? Sì. Semplice, cioè non è che la questione è questa: o si sceglie di decidere di andare a seguire una strada per la quale è impossibile rifiutare, ma se questa strada non viene battuta e quindi a Osimhen non arriva l'offerta ipergalattica, al Napoli non arrivano 180-190 milioni di euro, allora si va avanti. Però tu hai la variabile, cioè ad oggi il quadro è chiaro, nessuno prende Osimhen a queste cifre. La variabile si chiama Mbappé e chiama la variabile, nel momento in cui la variabile si sposta tutto. Questo è il punto. Sì, ma fino a Non c'è quando, altro. Marco? Cioè, Io credo che questa sia una roba che ci possiamo portare avanti per 2 settimane e non di più. perché poi, Cioè se lo fai 25, vai, 20 giorni, non di più. Perché poi diventa complicato. No, ma non lo fai se no. No, infatti. Se no non lo A fai. Madrid sono convinti che il Real prenda Mbappé, se ricordo bene. Sì, ma secondo me l'hanno proprio promosso. sono straconvinti, ce lo danno per fatto. È quello che mi fa pensare che Sì, a ma Madrid pure 12 mesi fa lo davano per fatto. fonti Infatti, molto autorevoli. c'erano Sì, ma pure 12 Marco, mesi fa. 12 erano ancora più convinti che Mbappé, poi infatti hanno cominciato ad odiarlo, quello che clessidre. hanno come? Le clessidre. Esatto. E quindi quello che hanno fatto poi quando Mbappé ha detto no, resto al Paris Saint-Germain, e c'è stata una rivolta contro proprio il francese, ha rifiutato, è un mercenario, eccetera eccetera. Poi a seconda di quella che era la voglia di Mbappé cambiavano di conseguenza gli umori dei tifosi spagnoli. Non ti so dire, ma io tutta sta certezza, ripeto, non ce l'ho. Io non sono così convinto che Mbappé, cioè a Mbappé non conviene proprio lasciare il Paris Saint-Germain adesso. Ma Perché? il ragionamento è almeno quello che ho fatto io. Lui guadagnerebbe un tot di soldi se porta a compimento il suo contratto. Se il Real Madrid offre 200 milioni per Mbappé adesso e può prenderlo l'anno prossimo a zero, prossimo a zero Mbappé va dal Real Madrid e dice ok, io a zero sono venuto, dammi un bel bonus alla firma, e invece di darlo al Paris Saint-Germain se li prende lui e si prende i soldi che si aspettava dal contratto Paris Saint-Germain più una bella mappata di soldi per accettare di firmare con Real Madrid. Io la vedo così, anche perché sennò lui non avrebbe minimamente detto io resto un altro anno a Parigi. Perché sbilanciarsi così tanto se sai già che puoi andare al Real Madrid e che la trattativa è avanzata e che offrirebbero addirittura 200 milioni per... non lo so, come non capisco come Al-Khelaifi può pretendere a un calciatore di o firmi il rinnovo o te ne vai. Io ho un contratto, dove ne vado? Se voglio rimanere rimango. Cioè mi sembra tutto molto campato in aria di minacce contro minacce, promesse e contropromesse. Secondo me Mbappé sta facendo orecchie da mercante. Io resto a Parigi. E quindi resta a Parigi? Secondo me sì. Allora, supponiamo, è una mia sensazione. Supponiamo che il teorema Marrazzo abbia validità. Se il teorema Marrazzo ha validità, Osimhen non si muove da Napoli. Venga.
Amen. Cioè, speriamo che, voglio dire... Bene così, allora, mi verrebbe da aggiungere, citando lo stesso Marco Giordano, che vado a ringraziare. Aspetta, posso aggiungere una cosa, Marco? Ti dirò di più. Se Mbappé se ne va dal Paris Saint-Germain, secondo me non è Osimhen che andrà al Paris Saint-Germain. Secondo me Luis Enrique non lo vuole. Cioè ne preferisce altri. Addirittura. Ne preferisce altri e poi ovviamente comunque andrà in circolo il domino e ovviamente poi l'offerta che vabbè, è chiaro che poi là comunque rischi. Sì, sì, no, la rischi lo stesso, ci mancherebbe. Però se dovesse andare via Mbappé, secondo me Luis Enrique non chiede Osimhen. Dembélé, mi dicono. E non ti dico chi me lo Marco. dice. Non te lo dico. Ti saluto, ti mando un grande abbraccio. Ciao ragazzi, ciao. Grazie. Ciao Marco, grazie. Ciao. Al giornalista di TV Play Marco Giordano. Pablox scrive: prendiamo Lenormand, Milinkovic, un sostituto di Politano e 2 centrocampisti che sostituiscano Demme e Ndombele. Effettivamente. Ti avanza qualcuno. No, però anche ci mettere soprattutto Lozano, cioè tra i due Lozano sono più probabile che parta il messicano che l'esterno ex Inter. Poi potrebbero partire anche entrambi, ci hanno detto anche questo. Giuseppe infatti dice alla fine Osimhen non andrà via al Napoli quest'anno, ma ci può pure stare. Il problema però è capire poi come vanno a mettersi d'accordo, perché che resti così con questo stipendio, cioè per me è quasi follia. Sì, però detto questo, se chiude il calciomercato non vuol dire che non possano continuare a trattare per il rinnovo, voglio dire, potrebbero anche mettersi a settembre, ottobre, non c'è una scadenza per trattare il rinnovo con un tuo calciatore. Diverso è invece se per la cessione, che sappiamo che poi il 31 agosto, non so di preciso, ma dovrebbe essere quella la data, si chiude il calciomercato, allora lì chi resta resta, chi va va. Poi ha voglia di lanciare contratti sopra la porta come ai tempi di Milito al Genoa. Insomma, bisogna vedere come ti volevo mostrare quello che è un tweet della Juventus e chiederti se ti fa un certo effetto. Eccolo qua. Che dici? No, allora, non quell'effetto che pensi che tu mi... No, io non penso niente, volevo solo chiederti che effetto fa. No, a me dispiace. Cosa ci dice questa foto? Vedi, fotografie segnanti. A me dispiace. Se volessimo mettere una didascalia. Ti posso dire una cosa, una sensazione che ho sempre avuto, è che Giuntoli non è mai stato felicissimo di stare al Napoli. 8 anni. Se hai un'alternativa, ok, se non ce l'hai, comunque stai a Napoli, non è che stai chi, ma è qualcosa che secondo me sognava da tempo. Lui da vicino era bianconero, era tifoso della Juve, non è... Però però io penso che contento che abbia realizzato i suoi sogni. Quando inizi a lavorare nel calcio poi diventi inevitabilmente meno tifoso. Anche se io chiedessi a te, Alessandro Marrazzo, se eri più tifoso 20 anni fa, no. Oggi eri molto più tifoso 20 anni fa. Poi lavorandoci, diventando giornalista sportivo, lavorandoci, è chiaro che venga anche voglio per dire, se io tifo per una squadra e gioco a calcio e alla fine questa squadra per cui tifo è una squadra importante e io comunque faccio la mia carriera, mi si apre lo spiraglio di andare a giocare nella squadra e io ci vado, scusami. La cosa che mi fa strano è anche leggere il suo titolo: Giuntoli è il nostro nuovo football director. Che significa? Vabbè, mo siamo lì a... Perché l'hanno messa in inglese? Prima domanda. Seconda domanda: cosa significa football director? Direttore calcio. Direttore calcio, che ce l'abbiamo anche a Napoli il football director. Dalla regia sostituiscono che potrebbero fare come Salmo e Luque, fare dei dissing. No, non credo. I dissing sono le liti. Sì, una specie di botta e risposta, a quanto ho capito, che si fa nella scena rap. Secondo me, secondo me è anche specchio di quelle che sono delle figure ibride, chiamiamole così, alla Juventus. Non lo so, sinceramente a me questi nomi, non lo so, è come, sai quando, come si chiamava quel comico che dice praticamente io sono responsabile, cioè alla fine
se vai a vedere entri... Se vai che... Mi immagino Giuntoli che deve spiegare la sua cioè, carica alla Juventus e inizia a chissà fare così. che alla fine è una cosa molto, non molto umile, ci mancherebbe niente, cioè, non cambierebbe nulla, però molto, molto semplice, voglio dire, magari alle stesse mansioni che aveva al Napoli si chiamava direttore sportivo, qua si chiama football director, cioè che non lo so, che potrebbe essere pure un presidente a questo punto. Non ti so dire, ma poco conta, voglio dire, l'importante è che porti per la Juventus ovviamente quello che è la filosofia del Napoli, cioè quella politica del Napoli, l'ho detto, secondo me non hanno preso Giuntoli principalmente per costruire una squadra, ma per portare una filosofia che a Napoli ha pagato, e che è la filosofia opposta a quella che ha adottato la Juventus negli ultimi anni, che ha portato il Napoli allo scudetto e la Juve in tribunale a patteggiare. Quindi di conseguenza credo che sia quello l'idea della Juventus attualmente, prendere un direttore che possa portare un po' quella che è la politica del Napoli, e poi di conseguenza ovviamente un grande direttore sportivo che ha fatto una grande squadra. Parla Lorenzo Vendemmiale, lo ha fatto a Radio Napoli Centrale, l'abbiamo ascoltato tante volte anche lo stesso Vendemmiale, ha detto che ad oggi DAZN, Sky e Mediaset arrivano a 900 milioni. Interessante, perché ha dato del bugiardo ad Aurelio De Laurentiis, non ha detto la verità. Ci sono 3 offerte, DAZN, Sky e Mediaset, il punto è trovare la quadra. DAZN vuole avere la totalità del campionato, un ruolo egemone come adesso, ed è l'unica condizione. Viceversa è anche l'unico player che può mettere per la Serie A una cifra importante, ma dipende dalle varie configurazioni. Per averle tutte si è spinta oltre i 500 milioni. Se non va oltre i 600 milioni non si chiude il pacchetto. Sky vuole un ruolo di contorno perché ha già in casa la Champions, avrà gli europei. In aggiunta chiede qualche partita di Serie A e si pensa a 150 milioni. Ci sono a questo punto tante formule possibili. Mediaset si può calare, ma anche no, per circa 80-90 milioni. Quindi dice Vendemmiale, alla fine gira più o meno, sommando uno, sommando un altro, alla fine i 900-950 milioni arrivano e la partita si chiude. Tanto rumore per nulla, sostiene Lorenzo Vendemmiale, che alla fine si possa andare avanti. Sui disservizi all'inizio hanno inciso, poi si è abbastanza assestato. Pirateria conta tanto, ci vuole tanta volontà per debellarla. De Laurentiis e Lotito non ci sono per caso in commissione. 2 personaggi così meglio tenerli dentro. Il canale della Lega riporta in pista i fondi, sicuramente. Rischio imprenditoriale non lo prenderanno mai. Se si fa lo faranno con un fondo che ti dà tranquillità economica, una prospettiva concreta. Concretamente, caro Alessandro, siamo arrivati al momento di salutarci. Cambio, fuori Marrazzo, dentro Catapano, però con Alessandro Marrazzo ci ritroviamo per il filo diretto. Alle ore 15, alle 16... Mi devi dire l'argomento. Mi piace la nuova maglia? No, che se non è originale... Anche se... Marco però... Marco pure è pesante. È pesantiello, Marco. Noi l'abbiamo detto 2-3 volte lui nell'arco di un'ora, lui 2-3 volte nell'arco di 3 minuti. L'abbiamo detto, ragazzi, non è ufficiale, non è la maglia ufficiale, è semplicemente un leak, una foto che è spuntata su internet e che in base a quelle che potrebbero essere anche le ultime configurazioni si sta avvicinando a quella che è la maglia del Napoli. La fai? La faccio? La fai? Dici, falla. Domanda. Ah no, ok. Sì, ho avuto la testa, Grazie ad Alessandro Marrazzo. Andiamo adesso a visionare, a goderci un servizio montato, registrato dal nostro Marco Lombardi, ovviamente sul futuro di Victor Osimhen. Sono ore calde per quanto riguarda il calciomercato, è nata ufficialmente la nuova stagione 2023-2024, si è sempre in attesa di questa famosa offerta per la clausola rescissoria di Kim Min-jae, ma venendo alle notizie del giorno c'è una novità sostanziale che riguarda Victor Osimhen o meglio, anzi, le squadre che vogliono e vorrebbero Victor Osimhen, perché il PSG sembra, secondo quanto riferito dall'Equipe, un autorevolissimo
quotidiano francese, sembra che il PSG si sia fiondato su Randal Kolo Muani, avversario del Napoli, nelle gare in Champions contro il Francoforte, poiché la valutazione troppo elevata del bomber azzurro ha un po' spaventato la squadra parigina, così come sembra abbia spaventato anche il Bayern Monaco stesso, che nelle ultime ore, secondo i media tedeschi, ha trovato un accordo con l'entourage di Harry Kane, il super bomber del Tottenham della nazionale inglese, ma è proprio con il Tottenham che manca ancora l'accordo. Ma appunto sono queste le ultime notizie dal mercato estero, che però coinvolgono appieno il Napoli, perché dal giro di bomber e di attaccanti che partiva da Mbappé, che non si sa se andrà o meno al Real Madrid, ma che comunque coinvolge anche il Bayern Monaco e il PSG, sembra che di fatto non dovrebbe esserci spazio per un trasferimento per Victor Osimhen, che così ancora una volta sembra sempre più vicino a rimanere al Napoli. Ma abbiamo aperto anche con Kim Min-jae, sono ore decisive. Entro il 15 luglio vi sarà il pagamento della clausola rescissoria da parte del Bayern di Monaco e il Napoli sta cercando il suo sostituto. Mio parere personale, credo che arriverà quantomeno per i primi giorni del ritiro di mare, quindi entro il 15-16 ritengo che contestualmente all'addio di Kim vi sarà anche l'arrivo del nuovo difensore da consegnare nelle mani di Rudy Garcia. Gli ultimissimi nomi nuovi per quanto riguarda il sostituto di Kim, il vice Kim, c'è Bella Kachap, un difensore tedesco che ha anche partecipato al mondiale in Qatar, un mondiale disastroso per la Germania, ma vabbè. E poi ci sono anche i nomi di Lenormand e Killman, quest'ultimo del Wolverhampton, anche se il club inglese ha sparato una cifra altissima. Noi vi aggiorneremo ovviamente come sempre ora per ora sul nostro portale, e da Calcio 24 da Marco Lombardi è tutto. Al prossimo video di recap di calciomercato. Che grande il nostro Marco Lombardi e che grande Riccardo Catapano, ben ritrovato. Insomma, grande, meglio, ci può stare, medium, ci può stare. Medium, Abbiamo fatto, buongiorno. Stiamo facendo un ottimo lavoro su Calcio Napoli 24 TV, su calcionapoli24.it, quindi quello sempre. Ogni tanto ci sia consentito anche autolodarci. Ma dobbiamo chi si loda, si imbroda, ricordalo sempre. Quindi sì, sempre però con, ogni tanto non fa niente. Anzi, cioè, se non lo fa nessuno, lo facciamo da soli. Dai, lo facciamo da soli. Se non lo loda nessuno, al nostro Emanuele Bernardo, no, ma qualcuno sempre lo loda. No, ma che figurati che si fa, non si loda Emanuele, non è permaloso, quindi no. Permalosetto. Bravo Manu. È una rete che lo sento anche io dalla cuffia. Signori, tra tutti e tre, a chi è più permaloso dobbiamo buttare solo il tocco, mi sa, fra me, te e Sasso, Emanuele Bernardo. forbici, carta, però solo Sasso poi esce. Quindi esce, va bene lo stesso. Salutiamo Hernan, Alice, il nostro Emanuele che addirittura la tocca piano, preferisco non leggere il suo messaggio per evitare tipi di conseguenze. Chiesa 60 milioni, ADL scappa e fa bene. Ma davvero si parla di Chiesa in casa Napoli, oltre alla Chiesa al centro del villaggio riportata da Garcia? No, sì. Allora Chiesa piaceva tanto a De Laurentiis all'epoca della Fiorentina, però non è mai arrivato a quelle cifre. Poi è normale che nel calciomercato soprattutto mai dire mai, cioè se Chiesa dovesse dire alla Juventus sentite io un altro anno a fare il terzino con Allegri non ci sto, vendetemi, la Juventus a quel punto deciderà un prezzo di cessione e vedremo se il Napoli sarà interessato ad arrivare a quel prezzo. Sicuramente il calciatore al Napoli piace da tempo, però dire in questo momento il Napoli sta trattando con la Juventus per Chiesa mi sembra assolutamente un azzardo. L'avevo detto, grande Riccardo Catapano. Dremima scrive, eccolo è arrivato il mio preferito. E allora approfitto dell'euforia per chiederti qualcosa, se conosci Woo Jeong, sarebbe il calciatore coreano del quale ci ha parlato brillantemente il nostro Bruno Galvan. Hai avuto modo di vedere qualche video? Qualcosina, non mi sbilancio, non lo conosco in questo momento, ne ho visto davvero poco. Però andate su calciopoli24.it se volete saperne di più. Faccio i complimenti a Bruno per questa esclusiva, quindi adesso dovremo iniziare a studiare anche questo calciatore. Io francamente non ho notizie di prima mano su questo calciatore, ripeto, sono venuto a conoscenza stamattina proprio grazie al lavoro di Bruno Galvan. Proveremo a lavorarci un pochino, a conoscerlo di più. Me ne vado per un'idea: se va via Kim, il Napoli continua ad avere
sponsor in Corea, tra l'altro Upbeat sarà presente sul retromaglia anche l'anno prossimo, e se tanto mi dà tanto, credo De Laurentiis un colpo orientale, magari non sia giapponese ma un altro coreano, vorrà piazzarlo proprio per una questione di marketing, e questo è un nome sicuramente da tenere sotto osservazione a questo punto. Ma non ti ho chiesto della maglia. Sì. È vero che non è ufficiale. Sì. È vero, l'abbiamo detto, ridetto, straridetto, e lo diremo ancora fino alle 14:45 quando arriverà l'ora di salutarci, però al tempo stesso pare essere un qualcosa di molto simile, la nuova maglia del Napoli rispetto a quella che abbiamo già visto su internet. Quindi qualche parere che ne allora pensi? mi fa piacere innanzitutto che trovano conferma il rendering che abbiamo lanciato ieri con andiamo al touch. Che se non sbaglio era proprio questo qui, no? Sì, no, era un po' più scuro sulle spalle, l'avevamo fatto ieri, ne abbiamo lavorato io e Manuel Guardasole, la veste grafica ovviamente l'ha curata brillantemente il nostro Manuel, però diciamo avevi detto quali colori utilizzare? Sì, più o meno, avevamo dato l'imbecata che vedendo anche, diciamo, lo sapevamo da una decina di giorni che ci sarebbe potuto essere questo colletto particolare con il tricolore, attendevamo conferme, con quel piccolo spoiler del Napoli per il lancio della nuova maglia abbiamo avuto la conferma che effettivamente ci sarebbe stato il tricolore sulle maniche e sul colletto, e quindi questo ci fa piacere perché comunque le maglie che sono uscite oggi, da capire se sono ufficiali oppure no, si avvicinano molto al rendering che abbiamo realizzato e che trovate su Calcionapoli 24. Poi questo è il rendering ulteriore che ha fatto il nostro Manuel Guardasole una volta usciti gli spoiler, tra virgolette, le 3 maglie di quest'oggi. Le maglie mi piacciono, francamente, se dovessero essere queste. Mi piace meno un altro aspetto. Ci si lamenta tanto del Napoli come società, il Napoli non è mai vicino ai tifosi, è sempre lontano, eccetera. Sta per arrivare la stoccata? No, il problema qual è? Il Napoli sta organizzando un evento molto bello sulla MSC per presentare queste maglie, e vedere questo evento, tra virgolette, spoilerato così da uno che penso sia un rivenditore, perché c'hanno tutti gli scatoloni eccetera eccetera, e far circolare queste maglie sui social francamente mi piace meno, perché comunque c'è un lavoro alle spalle, far crescere l'hype, far vedere la presentazione. Adesso magari ci può essere anche un danno economico per il Napoli, che ne sai, molta gente dice beh io le maglie già l'ho viste, che mi frega di vedere la diretta lunedì, e questo può essere pure un danno economico al Napoli o a chiunque altro mostrerà questo evento. Quindi questa fretta di dover far apparire, di arrivare per primo, di mostrare, di rovinare anche il lavoro che in questo caso stava facendo il Napoli, che viene sempre criticato per gli eventi, non è mai vicino ai tifosi, eccetera eccetera. Stanno facendo una bella presentazione, da quello che mi dicono, cioè che perché farle uscire queste maglie, questi leaked sui social? Cioè si aspettava lunedì e si vedeva la presentazione. Ecco, a me non piace questo aspetto, perché poi ci lamentiamo del Napoli come società, e beh, il Napoli tratta i propri tifosi come clienti, ma tutta sta fretta spasmodica, ma perché? Un po' come il calciomercato, cioè adesso sembra che il Napoli sia in crisi totale sul calciomercato perché le altre stanno comprando. Napoli per ora non ha venduto quasi nessuno, o meglio, se ne sono andati giocatori contorno, Allan Gollini, e se ne andrà Kim. Napoli poi farà le sue mosse per puntellare, ma perché il Napoli si deve far prendere dalla fretta quando sono gli altri a dover recuperare di fatto l'ossatura, e questa il Napoli si sta concentrando soprattutto sulla questione Osimhen? Non mi piace questo voler per forza anticipare i tempi, quindi un messaggio che voglio lanciare pure ai tifosi, cioè dobbiamo iniziare ad avere un po' più di pazienza nella vita in generale, e in questo caso anche sul Napoli. Le maglie mi piacciono molto, se dovessero essere confermate. Avrei preferito, anche da un punto di vista emotivo, vederle lunedì alla presentazione e non aprire un Twitter o un social e trovarle lì. Poi qualcuno dice ma voi avete messo la maglia ieri. No, il nostro era un rendering, è diverso, non era la maglia, queste sono proprio le foto delle maglie, cioè sono state spoilerate le maglie, che molto probabilmente saranno queste, vedremo poi quando ci sarà l'ufficialità. Ne avrei fatto volentieri a meno di poterle vedere sui social, avrei aspettato la presentazione di lunedì, che comunque, ricordiamolo, manderemo in diretta a partire dalle 15, giusto? Dalle 15 la conferenza stampa. 14 in realtà. Dalle 14 collegamenti inizia a partire l'evento, dalle 14, sì, okay. Collegamenti a partire dalle 14 durante Calcionapoli 24 live, quindi in un certo qual modo vi possiamo dire che cominceremo alle 12 fondamentalmente, sì. Già alle 12 comincerà la nostra diretta e andrà proseguendo chiaramente in quella che è la programmazione della nuova maglia del Napoli. Però
volevo farti vedere questi articoli, no? Perché io ricordo all'epoca con l'iPhone, non stiamo facendo assolutamente pubblicità, Vabbè, ormai si parlava, non quando uscivano le foto, sì, il sospetto era che Apple lo facesse apposta. Diceva, fanno uscire queste foto, diciamo di telefonini dimenticati da un fantomatico programmatore poco prima del lancio, in modo da aumentare in realtà lo stesso hype. Possibile che sia accaduta una cosa del genere? può darsi, ma a prescindere non mi piace. Mi ricordo ogni volta doveva esserci il lancio, il nuovo telefono e mettevano, uscivano puntualmente, quello tutto in vetro, quello trasparente, quello che proiettava le immagini, questo, quello e quello, poi non ci beccavano mai. In questo caso a me non sembra tanto un fake, devo essere sincero. No, ma pure all'epoca ci beccava, cioè a volte uscivano dei... Questo non mi sembra tanto un fake come maglia. Poi se dovesse essere un fake saranno stati bravissimi a farlo questo fake, però credo che non ci discosteremo molto da quelle che è la tipologia delle tre maglie. E ripeto, mi piacciono tantissimo, la bianca e la nera sono bellissime. E la prima credo, e ci leggo almeno io tanti omaggi a quella che è stata la storia recente del Napoli, dai colletti, dalle linee sulla spalla, eccetera eccetera. Vediamo lunedì. Avrei voluto commentarle però proprio durante la presentazione ed avere la sorpresa. È come se uno deve fare il sorteggio Champions, per dirti, un sorteggio qualsiasi, attendi il giorno, poi 3 giorni prima ti spoilerano tutto. Mi fai anche un po' cadere quella che è l'enfasi per la presentazione. Erasmo ci ricorda che è quasi una consuetudine ormai, perché pure la scorsa maglia fu spoilerata. Sì, e per questo è brutto, vero. Ma succede ormai ovunque. Cioè, per esempio, vedi il lancio della Ferrari, la macchina, quante volte esce prima la macchina, queste foto rubate, ma perché? Cioè, io almeno vorrei vivere la presentazione come un bel evento, e adesso un pochino queste foto, non dico che te lo rovinano, però ti tolgono quel pathos. Bueno, io sarò un po' più tradizionale, quindi ci tengo a queste cose, e rovinare tutto questo pathos, questa aspettativa, semplicemente per dire io l'ho fatta uscire prima, ma sti cavoli che l'hai fatta uscire prima, hai rovinato secondo me quella che è l'attesa per la presentazione. Come si fa a non essere catapano sessuale quando parla così? Dre Mima. Se sei catapano sessuale stai inguaiato, però Dre Mima, cioè ti voglio bene, figurati, però se sono il tuo modello sessuale hai problemini con tutto, però ti voglio bene, grazie per le belle parole. Grazie comunque per l'affetto. Però grazie per l'affetto. Torre Falanga, t'abbraccio. Il tricolore sul colletto è eccessivo. Ti ricordo che Torre Falanga è un grafico. Sì. Però ripeto, sono vari righi. No, più che altro, allora il Milan per esempio l'anno scorso ce l'aveva sulle maniche, se non vado errato. Io sono d'accordo con Tore, troppo, cioè o maniche o colletto, il tutto già ce l'ha in petto, un pochino tende a storpiare, su questo sono d'accordo con Tore, però in generale mi piace la maglia. Il tricolore sul colletto è eccessivo, c'è qualcuno che chiaramente poi aggiunge, però fate queste dichiarazioni e poi pubblicate le foto dello spoiler. E invece no, lì ti correggo, perché non abbiamo ripubblicato i rendering, non abbiamo pubblicato le foto. No, io prima in trasmissione ho inquadrato quel profilo Twitter. Ok, no, noi sul sito abbiamo... Ho inquadrato quel profilo Twitter, infatti sì. Riccardo Catapano, chiaramente... ormai sono di dominio pubblico, il problema è che quello sono diventati di dominio noi pubblico. Giornalisticamente io avrei evitato quello. Noi ieri ci siamo limitati, pur sapendo che la maglia potrebbe essere effettivamente così, ci siamo limitati a pubblicare dei rendering che in parte ci avevano preso, in parte meno, quindi su quello noi vi diamo l'idea della maglietta, non vi diamo la foto della maglietta, quindi è diverso, cioè quello, se è un rendering non è uno spoiler, ti dà un'idea. Quello invece l'ha pubblicato stamattina le foto sui social, cioè quello è proprio uno spoiler, quello che ha fatto vedere proprio le maglie, quindi leggermente diverso. Poi diviene di dominio pubblico, l'hanno visto tutti, pensa, l'hanno visti prima i miei amici che me l'hanno mandate poi sulle varie chat di WhatsApp e poi l'abbiamo viste noi, e lì una volta che le vedono tutte, che vuoi fare? Catapano sessuale è top, speriamo, mi sa che qua parte una sorta di tormentone, caro Riccardo. D'altronde è estate, ci sta anche che sia momento le cotte estive facciamo. Alessio aggiunge, abbiamo una nuova Anna, stavolta però è fan di Riccardo. Vabbè, insomma, vi abbraccio tutti. Cioè, vi abbracciamo. Alessandro ce l'ha un fan. Non c'è un marrazzo sessuale. Secondo me, se chiediamo qualcuno che è marrazzo sessuale, lo troviamo.
Dice i suoi eteri in realtà sono amarazzo-sessuali. A parte scherzi, ragazzi, scrive The Mimmo 26, carissima, vedo solo eBay o sbaglio? La collaborazione con Amazon non c'è più? Anche qui vi risponde Riccardo Vatapano, che è molto informato. Vediamo quello che succederà. Avevamo avuto questa imbeccata anche noi, ma eravamo in attesa di conferme su questa possibile sostituzione con eBay sul braccio al posto di Amazon. Io credo che siano due aziende abbastanza conflittuali, quindi se dovesse esserci eBay mi immagino un addio ad Amazon, con tutto quello che poi seguirà, perché ricordate c'è anche il canale di vendita del Napoli su Amazon nello store ufficiale. Si era vociferato di questo cambio, non so se Amazon resterà comunque come sponsor oppure no, perché non mi arrivano conferme, era l'ultimo anno di contratto, ad oggi non so dirvi se c'è stato un rinnovo oppure no. Questo cambiamento era nell'area, attendevamo ulteriori conferme, da questo spoiler sembra esserci questo cambio, poi da vedere, magari le maglie non sono vere, magari le maglie sono false e hanno messo un eBay che si sono confusi al posto di Amazon e resta Amazon, quindi attendiamo lunedì e sicuramente lunedì avremo delle certezze in più, perché poi sarà riaggiornata tra l'altro anche la pagina dei partner che trovate sul sito della SSC Napoli, che in questo momento è incoming, quindi sarà riaggiornata. Se aprite la pagina dei partner vedete a New Era, che è il nuovo brand, il nuovo slogan, diciamo così, che il Napoli ha lanciato in queste settimane, tutto tricolore, e anche lì insomma la lampadina ce l'aveva accesa, questo tricolore. Vuoi sentire le prime parole di Cristiano Giuntoli? Bravo, ti stavo dicendo proprio direttore, quello. anzi da football director alla Juventus. No, emozione indescrivibile, da bambino facevo 8 ore di pullman per vedere la Juve. Prime parole di Cristiano Giuntoli da neodirettore sportivo della Juventus. Le prime sensazioni sono state incredibili al mio arrivo qui, quasi indescrivibili, soprattutto considerando che da bambino facevo 8 ore di pullman da Prato per vedere la Juventus. Essere qui è una soddisfazione enorme, un'emozione forte. A chi penso in questo momento? Sicuramente a mio padre, grande tifoso juventino, che mi ha inculcato la juventinità fin da piccolo. Per questo gli sono grato. Come potrei descrivermi? Sempre difficile parlare di se stessi. Dico pertanto che dobbiamo solo lavorare più degli altri. Se lo faremo sarà il tempo a dirlo, però ecco, sicuro mi direi un grande lavoratore. Va bene, risponderei alla napoletana. Grazie di tutto, Cristiano, è stato buono, e cerca di sbagliare più colpi possibili a questo punto, detto proprio tra di noi. Sì, la fede juventina di Giuntoli e della famiglia era nota già da tempo, anche il papà e tutti i familiari insomma sono juventini, però lui è sempre stato un professionista. Giuntoli, quando è stato a Napoli, adesso ha coronato anche il suo sogno di andare a lavorare per la società per la quale ha sempre tifato. Ripeto, ringraziamo Cristiano Giuntoli per quanto di straordinario fatto in questi 8 anni, e adesso proviamo a gufare un pochino sulle trattative di mercato che porterà avanti la Juventus, perché questo è senza dubbio, insomma, tutto il bene sempre a Cristiano Giuntoli, lavorativamente meno, perché stiamo parlando di una competitor del Napoli, quindi penso che questo sia assolutamente scontato, però non considererò mai Giuntoli un traditore. Ha fatto una scelta di vita, di carriera, portata avanti anche da quella che è la sua passione calcistica, ci sta. Detto questo, adesso però è un nemico sportivamente parlando del Napoli. Ragazzi, stop. Il discorso del tifo veramente lascia il tempo che trova. Cioè, uno perché poi vuole scherzare, perché arriva il momento divertimento, il momento goliardico, leggero, come volete voi, di Calcio Napoli 24 live, allora ci mettiamo a ridere, ma volendo tornare seri per qualche secondo non ha alcun senso dire vabbè, ma allora sei sempre stato bianconero, cosa ci facevi a Napoli, oppure partire addirittura con le offese, anche perché i tifosi bianconeri potrebbero dire la stessa cosa. Cristiano Giuntoli nel 2018, quest'anno all'Allianz Stadium, gli ha alzato la coppa in faccia, gli ha esultato in faccia, gli ha esultato in faccia, gli ha riso addosso. No, probabilmente, quindi se i tifosi bianconeri pure volessero fare questo discorso, non troppo dovrebbero gradire l'arrivo di Cristiano Giuntoli, però siamo certi che voi come noi ormai lo sapete che quando si parla di professionisti veramente il tifo, ecco, può essere un qualcosa che arricchisce il racconto. Può essere quella cosa che adesso vedi Cristiano Giuntoli davanti alle telecamere, si mette lì, bello, illuminato dai fari del centro della Juventus, e dice: io da piccolino facevo 8 ore di pullman.
ma è giusto quel momentino lì, giusto per Ma fare dai, hype alla ci sta. presentazione, ma ragazzi, Non dal ne faccio punto una di tragedia. vista professionale conta zero, e quando stava a Napoli e ovviamente oggi. Ma assolutamente sì, ma io metterei la firma per avere un altro direttore sportivo che viene qua per 5 anni, ci porta scudetti, Coppa Italia, poi se ne va alla Juventus e dice ero tifoso della Juve da quando ero piccolino e mi facevo 12 ore di ma ben venga a prendere altri direttori sportivi tifosi juventini che poi ti fanno vincere e che poi magari ti abbandonano pure, sti cavoli, non ce ne frega assolutamente nulla. Ripeto, un grazie a Cristiano Giuntoli per questi 8 anni. L'in bocca al lupo noi glielo facciamo perché è andato alla Juventus, ma non perché è la Juventus, perché è una competitor del Napoli. Adesso starà a lui dimostrare, insomma, di essere da Juventus, ma a noi non ci deve fregare assolutamente nulla, nella maniera più assoluta. Dobbiamo pensare a noi, non a quello che Giuntoli dice, fa. Ci doveva interessare quello che Giuntoli diceva e faceva quando era a Napoli. Adesso con Giuntoli alla Juventus, di quello che dice e fa, ce ne deve fregare nulla, anzi dobbiamo essere molto attenti a vedere cosa farà dal punto di vista del mercato, sperando, lo ripeto ancora una volta in modo bonario, lo dico, che possa sbagliare più colpi possibili. Tanto la garanzia è Allegri, è riuscito a rovinare pure Vlahovic e Di Maria, figurati se si fa scalfire da Giuntoli. Mamma mia, vediamo, parlando un po' di gente, Però, insomma, ragazzi, a Torino. Cioè, nel mondo del calcio purtroppo l'equilibrio è veramente un latitante. Non lo trovi mai, si nasconde continuamente. Adesso Allegri è diventato un rovina squadre, un polpo, come si dice nel gergo. Per me Allegri gli fa la squadra che vuole lui, se Giunta gli fa la squadra che vuole Allegri, ragazzi, io ho paura anche di Allegri, assolutamente scherziamo. Sì. Poi, assolutamente prendono, sì. Per questo dicevo, se resta Allegri magari dei giocatori come Chiesa e altri potrebbero finire. A me non è mai piaciuto Allegri sul mercato. A me veramente non è mai piaciuto. Il carità. Fatto che parlasse, il cortomuso, quasi che si atteggiasse per questo suo gioco così bello pratico che ti fa vincere tutto, che poi in realtà non è nulla, a me non piaceva. No, diciamo che parliamoci chiaramente. Però mica possiamo dire che adesso la Juve di Allegri all'epoca, non questa attuale, quella che vinse, non mi ricordo neanche più quanti scudetti di fila, non aveva competitor in Italia. Non aveva competitor. Pogba, il miglior Marchisio, il miglior Pio, forse il miglior eccetera eccetera. Ha avuto un anno una competitor seria, 17-18 con Napoli Sarri, e sappiamo poi come è andata a finire. Ma non ha avuto tutte queste competitor. Certo, ha fatto anche le finali di Champions, perse, ci è arrivato. Non c'era, ma la Juve tradizionalmente non ha mai avuto questo gioco spettacolare, eccetera eccetera. Magari Allegri è l'esasperazione del tatticismo, proviamo a prenderne uno in meno, massimo risultato con il minimo sforzo, senza brillare, questo ci può pure stare. E mi dici, è un allenatore che tu prenderesti? No. Mi fa molto ridere in conferenza stampa a me Allegri, questo sì, insomma le sue uscite mi fanno spesso molto molto sorridere, essendo anche lui un toscano, però mi tengo Rudy Garcia molto molto volentieri, anzi io sono molto curioso di andare a scoprire proprio questo nuovo allenatore anche dal punto di vista umano, culturale, insomma è uno che non si fa mettere i piedi in testa a Rudy Garcia, quindi io più che guardare alla Juve, più che guardare ad Allegri, più che guardare a Giuntoli quello che dice, oppure agli acquisti dell'Inter, del Milan, della Roma, dell'Atalanta, della Lazio, chi per loro, io non vedo l'ora che parta questo ritiro, ormai tra una settimana ci siamo, torniamo finalmente a vedere il Napoli all'opera, io sono curiosissimo, c'ho una voglia matta di vedere questo Napoli campione d'Italia come tornerà al lavoro, di conoscere i segreti di Rudy Garcia, sono curioso, non frettoloso, di quelli che saranno i colpi di mercato. Io sono tranquillissimo, mai come quest'anno mi sento davvero molto molto tranquillo dell'operato della società. Poi molti dicono, ma noi abbiamo perso Kim, ancora non abbiamo trovato il sostituto. Ma ragazzi, ma perché il Napoli secondo voi deve avere tutta questa fretta di andare dalla Real Sociedad, prostrarsi in ginocchio e dire sì, prenditi questi 50 milioni per Lenormand, oppure dal Wolverhampton, prenditi questi 40... No, può anche tranquillamente fare delle trattative, di tempo ce n'è. Kim vi siete dimenticati l'anno scorso quando è arrivato? È arrivato ad agosto inoltrato Kim, Quindi non c'è questa fretta, perché il Napoli deve farsi prendere dalla fretta o sentirsi con l'acqua alla gola? Il Napoli in questo momento è una società, ragazzi, che nelle casse ha un bel po' di soldini da poter spendere. Ma mica deve fare all-in, Lenormand, spendiamo 50 milioni, crepi la... No,
andiamo a trattare. Andiamoci piano. Magari il giocatore lo convinciamo, il giocatore va a parlare con la Real Sociedad e dice: senti, io vado via, 50 milioni no, scendiamo a 35, scendiamo a 30, scendiamo a 40. Poi sono tanti altri nomi, cioè c'è Kilman, c'è Lenormand, abbiamo parlato di Danso, io continuo a dire occhio a Mavropanos dello Stoccarda, che è altro nome che non è mai uscito dai radar degli azzurri, quindi ce ne sono di alternative. Dobbiamo continuare a lavorare. E il Napoli ha le proprie graduatorie, quindi se vedete che il Napoli non si muove vi fate prendere dal panico perché le altre comprano, però le altre vendono pure, apro e chiudo parentesi. Calma e gesso. Dobbiamo andare intanto al telefono. Diamo il buon pomeriggio al direttore Paolo De Paola. Ciao direttore, come stai? Buongiorno direttore. Ciao, buongiorno, benissimo, saluto a tutti. Direttore, grazie per essere oggi qui con noi. Conosci molto bene la Juventus, il mondo bianconero. Leggevamo quelle che sono le prime parole di Cristiano Giuntoli. Ti chiediamo cosa cerca la Juventus ingaggiando un profilo come quello di Cristiano Giuntoli. Beh, cerca di fare un progetto come quello del Napoli, cioè un progetto che sia a basso costo e che dia un grande rendimento per quanto riguarda la realizzazione del gioco. Questo fa un po' a pugni con l'allenatore ed è questo il principale problema che si dovrà risolvere in casa Juventus, perché io non so se possono esistere giocatori giovani che abbiano delle caratteristiche tipo quelle di Kvaratskhelia, faccio degli esempi, o di Kim, che possono essere inseriti in un organico da mettere a disposizione di Allegri, perché Allegri da che mondo in mondo ha sempre detto che lui vuole i campioni già consolidati, tanto è vero che le ultime campagne acquisti si sono risolte attorno al ritorno di Pogba e di Maria, e quindi questa è la sua mentalità. Vediamo come potrà in qualche modo, del resto comunque Giuntoli ha abituato tutti, anche il Carpi di Castori, a fare i conti appunto anche con allenatori che avevano delle esigenze particolari ed è riuscito a accontentarli. Vediamo come finirà questa volta. Sì, c'è ovviamente grossa curiosità, così come c'è curiosità di vedere questo Napoli all'opera, caro direttore. Ormai ci siamo, tra una settimana comincerà il ritiro degli azzurri, vedremo finalmente Rudy Garcia che strada magari vorrà intraprendere sulla panchina dei campioni d'Italia, se a seguire il percorso tracciato da Luciano Spalletti oppure provare a rivoluzionare un po' il tutto. Ti voglio chiedere quindi a questo punto anche del momento del Napoli, come lo stai vedendo, perché molti dicono il Napoli sul mercato è fermo, ma il Napoli ha così tanta esigenza di accelerare sul mercato, direttore? Il Napoli ha vinto lo scudetto con un vantaggio margine clamoroso sulla seconda, quindi il Napoli è l'ultima squadra che dovrebbe rinforzarsi, cioè se non si depotenzia, cioè se non vende giocatori, non ha nessun motivo per potenziarsi, quindi dovessero andare via altri giocatori oltre Kim e va bene, però ricordiamoci che comunque anche nell'organico attuale del Napoli ci sono delle alternative validissime. Per carità, il Napoli non rimarrà questo, sicuramente ci sarà qualche rinforzo in difesa, si fa il nome di Scalvini che è uno dei migliori talenti in Italia, sicuramente ci saranno dei rinforzi in attacco, se ne fanno tanti di nomi, insomma se dovesse andare via chiaramente il pezzo pregiato di Osimhen, ma insomma si parla di Petro, si parla di Højlund, si parla di Kubo, si parla di tantissimi Baldanzi, tantissimi attaccanti che sono diciamo nell'orbita del Napoli. Bisognerà avere la tranquillità di capire come vendere al meglio eventualmente Osimhen e come far entrare dalla porta principale giocatori di questo calibro. Io ribadisco, se in difesa arriva Scalvini, insomma chapeau, se in attacco arriva uno di quelli che ho citato, anche lì chapeau. Si parla anche di Massillo Lopez per quanto riguarda il centrocampo, che sarebbe un altro giocatore fortissimo secondo me, che potrebbe ulteriormente rinforzare il Napoli, quindi ecco, preoccupazione non ne vedo sinceramente attorno al Napoli. Parlavamo della Juventus che prende Giuntoli per provare a replicare qualcosa di quello che ha fatto il Napoli. Il Napoli ora come fa a continuare? Basta trovare una soluzione interna. Abbiamo visto che è sempre più possibile che si vada a privilegiare l'area scouting con ancora più spazio, diciamo così, a Micheli e Mantovani, che possa essere anche definito come direttore sportivo lo stesso genero di De Laurentiis, Sini Cropi. Il tutto per dire che alla fine sarà ancora di più il presidente ad aver voce in capitolo. Ma non sottovalutiamo però la funzione dell'allenatore.
perché se noi ci limitiamo soltanto allo scouting, quindi a volte all'algoritmo, alla scoperta fatta in altri campionati che magari si guardano poco, agli osservatori che sicuramente saranno bravissimi, poi non si fanno i conti con l'oste principale che è l'allenatore. Il Napoli ha trovato negli ultimi 2 anni un allenatore eccezionale, che già nel primo anno poteva puntare al colpo grosso, ci è riuscito al secondo anno, ma con scioltezza. Non è che è sempre così, ecco, cioè non è che capita che per forza, se tu metti a disposizione anche talenti che magari sono sconosciuti a disposizione dell'allenatore, poi questi funzionano in un organico, cioè l'allenatore è quell'amalgama, quella chimica che in qualche modo innesca la miccia in uno spogliatoio. Io credo che Garzia abbia tutte le carte in regola, però è un nuovo allenatore che si affaccia alla ribalta del Napoli, quindi va in qualche modo scoperto. La continuità non è un fatto scontato, ecco, io non la vedrei così facile in questo senso, proprio perché innanzitutto hanno scelto un allenatore che possa comunque basarsi su un modulo di gioco consolidato, lo ha spiegato anche De Laurentiis, voleva un allenatore da 4-3-3 o comunque da difesa a 4. Benissimo, Garzia manterrà questo telaio e anche con, diciamo, forse un approccio un po' più morbido, nel senso che io non credo che a Garzia gli venga imposto di vincere lo scudetto per forza, però a Garzia gli viene in qualche modo imposto di fare bella figura in Europa, mi limito a questo, e fare bella figura in Europa significa arrivare più in fondo possibile, quindi oltre i quarti, per quanto riguarda la Champions League, ed è questo il vero, come dire, obiettivo di Garzia. Sono d'accordo con te, direttore, penso che gli sia demandato soprattutto di fare una grande Champions League, vedremo quali saranno chiaramente le premesse in vista della prossima stagione. Ormai ci siamo, tra una settimana si parte con il ritiro di Di Mario. Ciao direttore, grazie, un grande abbraccio. Ciao, grazie a voi, un buon ascolto a tutti. Ciao. Grazie al direttore Paolo De Paola. Garzia non si mangia il panettone, addirittura. No ragazzi, non sarei così netto. Beto non mi piace al posto di Osimhen. Detto che al posto di Osimhen non piace nessuno, sono d'accordo con voi. Forse un Højlund sarebbe magari un po' più... un Haaland. Forse sì, potrebbe far bene, potrebbe far bene. Il ragazzo farebbe bene, sì, in Italia fa 40 gol probabilmente nel girone d'andata. Nel girone d'andata con Kvaratskhelia a fianco, sì, figurati quante ne fa. Ragazzi, calma, ve lo dico ancora una volta, non andate dietro a tutti i rumors di mercato che sentite, godetevi un po' di mare, fatevi questa bella settimana di mare, tra lavoro e mare, perché qua ovviamente si lavora sempre, e poi inizia il ritiro, si parlerà anche di altro, non cadete nel tourbillon di nomi, abbiate fiducia in questa società. C'è chi dice il Napoli i sostituti li doveva tenere 3 mesi fa, ma vi siete dimenticati l'anno scorso il mercato l'ha fatto il Napoli, quello che dicevate ad agosto, magari ad agosto, a giugno, a luglio, con chi andiamo a giocare, ma il sostituto di Koulibaly lo dovevamo prendere a gennaio, è arrivato a metà agosto il sostituto di Koulibaly, anzi inizio agosto in realtà, e poi sappiamo come è andato a finire, cioè impariamo anche dalle lezioni del passato. Io l'anno scorso ero leggermente preoccupato, non lo nascondo, ma quest'anno sapete c'è di nuovo. Vediamo la società come opera, poi una volta terminato il mercato valuteremo noi quello che avrà fatto la società e sarà il campo a dirci se avevamo ragione oppure torno. In questo momento dire no ma dobbiamo prendere quello, no ma dobbiamo muoverci prima, no ma dobbiamo fare questo, no però quelle altre compro, ma che senso ha? Secondo me nessuno. Attendiamo, commentiamo con equilibrio e poi vedremo il campo. Cioè in questo momento a me chi prende il Napoli come sostituto non interessa nulla, io voglio vedere il Napoli all'opera, voglio vedere Rudi Garcia come farà giocare questa squadra. La cosa più importante secondo me, dove tutto gira attorno, è una sola la vera domanda: Osimhen che fa? Resto va via, che se Osimhen resta è un conto, se Osimhen va via è un altro conto. Ad oggi secondo me resta a Napoli, per me. Poi vediamo quello che succede tra 7, 10, 15 giorni. Allora, vediamo qualche messaggio, perché c'è un'ultima questione, Riccardo, da andare a trattare. Pare che ci siano stati dei danni allo Stadio San Paolo. Sono certo che abbia letto anche tu qualcosina. Se non l'hai fatto ti invito semplicemente ad aprire la tua chat di WhatsApp. Credo che abbia ricevuto anche tu qualche... Sì, già ho girato anche a... hai già girato il tutto, perfetto. Proveremo chiaramente
inquadrare la questione nel corso dei prossimi minuti. Però per il resto restiamo sul calciomercato con quelle che sono le curiosità che chi ci segue in questo momento. Ad esempio, giustamente dice: ma chi sarà il prossimo secondo portiere del Napoli? Napoli sta continuando a trattare con l'Atalanta per Gollini, quindi tra l'altro, piccolo spoiler, è uno dei pochi che non ha salutato ancora il Napoli, Gollini. Quindi, sui social, perché non ve le sappiamo, non verrà confermato. Berezinski idem, Gollini non l'ha fatto sto saluto, quindi vuol dire anche che la trattativa tra Napoli e Atalanta c'è, e io non mi sorprenderei che alla fine il Napoli andasse a confermare nuovamente Gollini con una formula diversa, con un nuovo prestito, ma magari con un obbligo di riscatto per il giocatore. L'unico dubbio che ho io, e lo vado a vedere adesso, la scadenza di Gollini con l'Atalanta, perché se dovesse essere scadenza prossima, anche con un obbligo di riscatto ci sarebbe bisogno, ecco infatti vedi, scadenza 24. Questo che cosa vuol dire? Che il Napoli, qualora volesse Gollini in prestito con obbligo, Gollini dovrebbe rinnovare per un anno con l'Atalanta, altrimenti il Napoli lo deve prendere definitivo subito, e quindi si sta ragionando, ma non c'è distanza siderale, bisogna trovare la quadra giusta, e secondo me alla fine verrà trovato. Cioè io non immagino ancora Gollini a Napoli l'anno prossimo. Andiamo in collegamento dove c'è Nino Simeone, consigliere comunale chiaramente del comune di Napoli. Ciao Nino, come stai? Buongiorno a te, buongiorno a voi e ciao buongiorno Nino. a tutti quelli che ci seguono. Si va avanti, buongiorno. Ci dici ma caldo, cosa? oggi è proprio caldo. Temperature assolutamente estive, siamo al 7 di luglio. E siamo al 7 di luglio, a quanto ho capito ci sono 45 giorni per sistemare la situazione allo stadio Diego Armando Maradona, però cosa è successo? Sembrerebbe, io non l'ho visto con i miei occhi, ma mi sono arrivate delle segnalazioni, ma anche da fonti giornalistiche che sono serie, che c'erano dei problemi sulla pista d'atletica. Credo che qualche operaio sbadato abbiamo messo male il palco, non so cosa diavolo abbia combinato, ma succede, come si lavora succede. È chiaro, perché queste cose non dovrebbero avvenire, soprattutto su una pista d'atletica come quella dello stadio di Armando Maradona, che si è fatta da parte, per la quale abbiamo speso un bel po' di soldi. Credo che questo istinto della dirigente sarà molto valida, la dirigente di sportivi, che è l'ottima Giovanna Caro. Credo che si siano già resi conto del danno, che daranno ovviamente il risarcimento a chi ha fatto questo danno, e credo che il danno sia stato causato da queste aziende, da queste ditte che hanno messo in piedi il palco per, non so adesso se per Cristiano per il Coldplay, non ho idea, non ho la possibilità. E come si fa a capire chi è stato, Nino? Avranno loro i verbali, ci sono verbali di consegna delle aree per fare i concerti, ci sono dei verbali di consegna, di riconsegna, di restituzione da parte di queste aziende, di queste ditte al Comune di Napoli, che lasciano nelle condizioni proprie. No, Nino, ovviamente io per esempio ci sono stato al concerto dei Coldplay, questo lo posso tranquillamente dire. Sei un fortunato. Sono uno dei fortunati, tra l'altro Prato, quindi ero lì sul terreno di gioco. Da quello che ho visto io, francamente mi sembrava che tutto fosse... Il nostro regista ha detto sei stato tu, confesso. Sono stato io, sì, ho rovinato io la pista dello stadio Armando Maradona, mi sarei flagellato da solo. No, mi sembrava effettivamente tutto in ordine, tutto in regola. Quindi insomma queste foto che sono circolate mi hanno un po' stranito. Poi certamente probabilmente anche nello smontaggio di quella che era questa piattaforma che andava a posarsi sul manto erboso può esserci stato qualche danno. Dalle foto che ho visto insomma non mi sembra niente di irrecuperabile, fatto sta che comunque ci sarà bisogno di un intervento. Possiamo tranquillamente dire però che per la partenza di quello che sarà il campionato, il Napoli giocherà la prima in casa nella seconda giornata, insomma il Maradona sarà dato al Napoli così come l'aveva lasciato, no Nino? Assolutamente sì, assolutamente sì. Dispiace che queste cose avvengono sempre solo a Napoli, sembra che... sì. O siamo noi troppo distratti, o sono loro troppo che si fanno prendere dalle euforie, loro
però sono episodi che non dovrebbero accadere, ma che accadono soprattutto quando si lavora, quindi non è scontare la colpa. Certo. E adesso bisogna trovare la soluzione. La soluzione c'è perché c'è una soluzione che questi grandi eventi, che organizza questi grandi eventi, deve firmare, deve consegnare al Comune di Napoli, che proprio consente appunto al Comune di Napoli di poter intervenire in danno su queste piccole. Meno male che il sembrerebbe, io poi non ne capisco, non ho capacità tecnica, però dalle foto non mi sembrano grandi cose, però sfreccia perché accade a Napoli. Questa ancora una volta dimostra che noi, la nostra città, Napoli, ha bisogno, essendo diventato un brand importante a livello internazionale, proprio di mettere a disposizione una struttura che sia proprio dedicata agli eventi musicali come erano le Mario Azeglio. Esatto, che poi sono impianti polivalenti, magari si gioca a basket, a volley, palla a mano, tutto quello che è, va bene, però lo stadio Maradona per capienza è induplicabile, non è che si può fare un altro, però per eventi un pochettino dove c'era bisogno di meno spazio, senza voler dire che per i club c'era bisogno di 3 stati Maradona, mentre per gli altri ce n'era bisogno della metà. Però senza fare paragoni inutili, perché proprio dobbiamo essere scorretti, non siamo persone scorrette, noi dobbiamo fare il possibile, bisogna velocizzare i tempi in modo di pubblicare appunto questo bando pubblico, questo interesse pubblico, per fare in modo che qualcuno presenti un bel progetto, privati ovviamente, con fondi pubblici e privati, soprattutto privati, per esempio quel progetto così come è stato presentato a Milano, è stato fatto tutti quei palazzetti, senza fare pubblicità alle società internazionali, multinazionali, delle bibite o delle scarpe o degli elementi sportivi, senza fare pubblicità, però ci siamo capiti. Napoli ne ha bisogno, questa è la dimostrazione che Napoli ne ha proprio bisogno. Io non ho capito se la nostra utente Alice sta scherzando o meno, ma i Coldplay hanno stanziato delle somme per, per lo stadio? Non credo. No. Al massimo pulizia. L'utilizzo di una struttura pubblica va pagato, appunto. Vabbè, così come ovviamente, noi andiamo a giocare a calcetto e un cappello e lo paghiamo, che ce lo regaliamo. E va pagato per legge, qualcuno dovrebbe dire perché lo dai gratis, anche perché ci sono dei consumi, dei costi, ecco appunto accadono episodi di questa natura che non dovrebbero accadere. Quello che è vero è che gli organizzatori di questi grandissimi eventi appunto presentano, pagano quello che viene deciso e definito, ma credo che ci siano altri uffici che possono dare questo tipo di risposta, ed è altrettanto vero che noi abbiamo previsto che ad ogni manifestazione che si facesse nello Stadio Maradona a tutela del bene pubblico si presentassero quelle che noi chiamiamo in gergo le assicurazioni, no? Le assicurazioni sull'evento invece sono poi dei soldi che in qualche modo hanno lo stesso significato, anche se sono di importi diversi, molto più. Diciamo una sorta di garanzia, qualora, una forma di garanzia, chiamiamola così. Sì, che viene data proprio in mano al Comune di Napoli, cioè se succede qualcosa accettiamo che ha capito qualcosa, perché le cose vanno accertate, non è che va puntato il dito contro Tizio Caio, va capito chi ha fatto il danno e chi ha fatto il danno ha presentato quella polizza che è ancora valida in mano al Comune di Napoli. Il Comune di Napoli può fare un intervento utilizzando quella polizza, intervento dal punto di vista proprio economico, utilizzando quella polizza che va coprire. Ma voglio dire proprio l'ABC, questo proprio è il minimo sindacale che dobbiamo chiedere. Vorrei chiederti infine, e qui si esula un po' dal discorso strettamente calcistico, ci stanno chiedendo i nostri spettatori news sulla balneabilità delle acque e soprattutto se verranno estese le possibilità, insomma gli accessi pubblici al mare qui a Napoli. Allora, adesso noi abbiamo la balneabilità, c'era stata quella parentesi che in qualche modo ha creato un po' di scompiglio, ma le acque sono pulite. Poi è chiaro, ci sono i tecnici che fanno questo per mestiere, ci sono le aziende che fanno questo per mestiere, noi dobbiamo tutelare prima di tutto la salute pubblica, quindi se non c'è la balneabilità vuol dire di là e non esiste al mondo che autorizziamo i nostri concittadini ad apparerarsi magari a prendere qualche infezione, ma scherziamo, ma questo lo farebbero comunque.
È importante invece tenere le acque pulite facendo una gestione appunto degli scarichi in acqua. Questo è un lavoro di concerto con ABC, un'azienda che si occupa di ciclo dell'acqua, con l'ARPA, che si occupa diciamo, della qualità dell'ambiente, regionale, ovviamente, l'agenzia regionale. Con tutti quelli che sono i mezzi a nostra disposizione dobbiamo garantire la balneabilità. Ove mai ci fossero metto la virgoletta, non balneabilità, il bagno non si fa, adesso non ci siamo in questo periodo. Stiamo bene, godiamoci, io non sono stato ancora capace di fare adesso me lo sto facendo di studio, ma non vedo l'ora anche a mezzanotte, non so se è vietato, ma anche a mezzanotte devo fare il bagno, magari vediamo un po'. Va bene Nino, Riccardo, se non ci sono altre domande salutiamo. Un abbraccio a Nino, grazie sempre Nino. Un grande abbraccio ragazzi, Nino e buon lavoro. Napoli. Sempre. Ciao Nino. Grazie al consigliere comunale Nino Simeone che ci ha riferito anche di questa problematica legata alla casa del Napoli. Sì, oggi tutto rientrerà facilmente. Oggi appuntamento speciale con gli occasionali. Oggi speciale, oggi si parla di sport. Oggi si parla di sport, non di calcio. Non di calcio, ma parliamo di pugilato quest'oggi, quindi l'arte nobile. Quindi vi invito a partire dalle 17, non vi svelo la prima domanda, cosa spinge una persona a fare pugilato? Esatto. Lo sai, perché comunque è molto interessante. C'è chi dice fanno il pugilato violenti, chi deve essere tirato fuori dalla strada e roba varia. Invece non è così, e quest'oggi scopriremo, tra l'altro con un bronzo olimpico, giusto per dire, non pizze e fichi, i segreti del pugilato e non solo, tutto il movimento in Italia e soprattutto quello campano, che ha sempre dato grande luce e grande lustro a questo sport. Quindi oggi a partire dalle 17 fino alle 18 con il sottoscritto e con Vincenzo Testa si parla di pugilato negli occasionali, quindi non perdetevi l'appuntamento odierno, come non perdetevi tra un quarto d'ora circa il nostro Alessandro Marrazzo con il suo filo diretto. Insomma, la domanda l'ha già spoilerata, si parlerà delle 9 maglie, ma poi lo sapete, vediamo un tema, ma poi voi siete liberi di dire tutto ciò che volete. Sono sicuro che ad Alessandro chiederete anche tanto di calciomercato. Detto ciò, io ricordo che poi lunedì, a proposito di maglie, c'è la presentazione, ricordando tutte le cose che dobbiamo fare, vedere, eccetera eccetera. A partire dalle 14 la presentazione della nuova maglia del Napoli, ci sarà Aurelio De Laurentiis, conferenza stampa, occhio che potrebbe esserci anche Rudy Garcia che nel weekend torna a Napoli. Nel frattempo il suo staff è già a Napoli, stanno preparando tutte le ultime cose. Esatto, stanno preparando tutte le ultime cose per quanto concerne il ritiro. Arriverà anche Rudy Garcia. E vocine ci dicono che non sono da escludere sorprese nel corso della conferenza stampa. Adesso non so che cosa voglia dire. Però... nuovi acquisti. Occhio ai rinnovi. Magari un gran bell'annuncio. Sono in due in questo momento i rinnovi dei quali si vocifera tanto. Di Osimhen è un po' più complicato, però c'è il capitano. Quindi occhio che potrebbe esserci qualche sorpresa. Quindi vi consiglio di seguire, dove? Su Calcio Napoli 24 TV ovviamente, lunedì la presentazione e la conferenza stampa per quanto riguarda le nuove maglie a partire dalle 14. Non ci resta quindi che ringraziarvi, e comincio da Alessandro Marrazzo che è stato qui a Calcio Napoli 24 Live per le prime 2 ore, passando per il nostro regista Emanuele Bernardo, Bruno Galvan all'ufficio stampa e ovviamente a Riccardo Cataparo. E infine, grazie ancora Riccardo, grazie a tutti, ci ritroviamo dopo. Gli occasionali e ovviamente grazie infine a tutti voi. Da Vincenzo Gradendino un cordiale buon proseguimento di giornata.